Inizio a registrare, per la privacy è giusto che lo dica a tutti. Allora, questa serata del nostro ciclo di formazione ha il titolo della presa in carico e accoglienza di anziani e persone con disabilità. Ne parliamo con Margherita Miaotto, che è stata parlamentare, è stata consigliere regionale, ma anche assessore alle politiche sociali della Regione Veneto nei tempi in cui il modello sociosanitario, l'integrazione è stata proprio pensata e costruita e deliberata. Quindi una persona di lunga esperienza e in questo settore direi la migliore relatrice che si potesse avere sicuramente in Veneto. Ne parliamo anche con Francesco Sacco, che è l'assessore alle politiche sociali del comune di Mira, è tra l'altro medico specialista, adesso fa il medico di medicina generale, quindi abbraccia sia l'esperienza sanitaria che sociale nelle sue duplici vesti di assessore e di medico. Francesca Zottis, che è la nostra consigliere regionale del Veneto, vicepresidente del Consiglio regionale e in quinta commissione insieme ad Anna Maria Bigon. E come sempre abbiamo voluto che in ogni serata i consiglieri regionali fossero presenti proprio per dare il segnale di collegamento tra il territorio, il corso di formazione per amministratori e sindaci e però anche il livello regionale. Alessandro Bisato, che è sindaco di Noventa Padovana, nonché segretario del Partito Democratico, e Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano, ed è stata anche presidente dell'ANCI e anche con ruoli di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale per quanto riguarda alcune funzioni sociali sanitarie, poi ce ne parlerà lei. E grazie quindi a tutti i relatori. So che vi siete accordati nel dettaglio anche sulla sequenza delle vostre presentazioni. Io non rubo altro tempo perché purtroppo i problemi tecnici iniziali ci hanno già rubato, oltre che qualche tempo, anche qualche partecipante purtroppo. E Margherita, inizi tu, ti do la parola, ti ringrazio, benvenuta. Prego. Grazie, cerco di condividere lo schermo prima di... chiedo scusa. Perché... Ecco, ci siamo, mi pare. No. Sì, sì, perfetto, Margherita. Siamo? Ok. Allora, grazie e buonasera a tutti, anche se dobbiamo accelerare i tempi. Non sarà facilissimo, ma insomma ci proviamo. Sono moltissimi gli interventi di natura sociale e sociosanitaria che riguardano anziani e persone con disabilità, delle quali potremo discutere stasera. Potremo parlare del telesoccorso, dell'invecchiamento attivo, degli interventi di sollievo, delle barriere architettoniche, dell'integrazione scolastica, dell'inserimento lavorativo, del dopo di noi, del co-housing, eccetera. Ma stasera ci soffermiamo sui servizi sociosanitari a più alto impatto sui modelli organizzativi e che sono più rilevanti sul piano economico-finanziario per le famiglie, per i comuni e per la regione. E quindi ci soffermiamo sui servizi domiciliari, l'impegnativa di cura domiciliare, servizi residenziali e diurni. Quali sono gli indirizzi di fondo che orientano le politiche per le persone con disabilità? È il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale nell'ambiente di vita prescelto, la promozione delle potenzialità e delle abilità cognitive, relazionali, sociali, creative, anche sul piano lavorativo, la promozione della vita in autonomia, attivando percorsi di sostegno alla partecipazione e all'inclusione sociale. Qual è la scelta prioritaria per le persone anziane non autosufficienti, invece? È la permanenza a domicilio, con i necessari supporti
per evitare la istituzionalizzazione. In questi ambiti, la integrazione fra sociale e sanitario consente interventi appropriati, efficaci, efficienti e realizza la presa in carico globale della persona. Ciò è coerente con il modello veneto di welfare che si caratterizza come un sistema integrato di erogazione di servizi sociali ad elevata integrazione sanitaria attraverso, come sappiamo, la gestione unitaria in ambiti territoriali omogenei, talvolta delegati alla USL, dall'altra mediante accordi di programma. Ora ci sono varie ragioni interne che suggeriscono dubbi sulla sostenibilità del modello, ma a queste se ne aggiunge una esterna. È data dal fatto che la componente sanitaria ha profilato il diritto alla salute mediante i LEA, ai quali corrisponde un adeguato finanziamento, mentre la componente socio-assistenziale non può ancora disporre dei LEPS e naturalmente i canali di finanziamento correlati a questi sono incerti e discontinui. Ora, il modello veneto integrato, con la doppia S della USL, è nato per ricomporre ad unità ciò che spesso appare come separato. Perciò, se lo vogliamo mantenere, è necessario che le politiche regionali di integrazione siano coerenti con questa impostazione e naturalmente con gli indispensabili finanziamenti, anche autonomi naturalmente. Elementi fondamentali della presa in carico sono la valutazione multidimensionale e la formulazione di un progetto di cura e di assistenza individuale. Dobbiamo cominciare a familiarizzare con queste sigle. Il PAI, Piano di Assistenza Individualizzata, individua gli obiettivi e i risultati attesi in termini di mantenimento e miglioramento dello stato di salute di una persona non autosufficiente. Individua il livello di complessità, la durata degli interventi, le prestazioni sociosanitarie da erogare e i professionisti da coinvolgere, assicurando la continuità assistenziale e quindi superando le frammentazioni fra le prestazioni erogate dal sistema sanitario e quelle erogate dai servizi sociali. Il progetto di vita, lo sentiamo spesso riecheggiare quando parliamo di persone con disabilità, equivale di fatto alla presa in carico della persona con disabilità mediante la sua partecipazione, al fine di realizzare la piena integrazione nell'ambito della vita familiare, ma anche sociale, nonché nei percorsi di istruzione scolastica, professionale e nella vita lavorativa. PAI e progetto di vita sono elaborati sulla base di valutazioni tecnico-specialistiche multidisciplinari e sono approvati dall'UVMD, cioè Unità Valutativa Multiprofessionale, Multidimensionale, Distrettuale, che tende a ricomporre le diverse opportunità e le risorse esistenti per una presa in carico unitaria. L'accesso alle cure domiciliari e ai centri di servizio avviene attraverso la scheda SVAMA, ove viene definito il profilo di non autosufficienza delle persone, in relazione al quale possono essere stabilite le diverse articolazioni dei livelli assistenziali, che fra poco vedremo, e a seconda del punteggio di gravità, il profilo individuato per la scelta dei centri di servizio che viene effettuata dalla persona non autosufficiente, la quale viene inserita nel RUR, che è il registro unico della residenzialità. E analogamente si procede per le persone con disabilità, la cui scheda non si chiama SVAMA ma SVAMDI, e anch'esse naturalmente vengono inserite nel registro unico della residenzialità. Partiamo con le cure domiciliari. Obiettivo culturalmente e qualitativamente rilevante della programmazione sociosanitaria è favorire il mantenimento della persona anziana non autosufficiente o con disabilità
nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio. In questo contesto c'è qualcuno che ha il microfono acceso. In questo contesto assumono una rilevante importanza i servizi SAD per il disbrigo delle attività quotidiane di competenza dei comuni e l'ADI, assistenza domiciliare integrata fra sociale e sanitario, nonché la riunificazione dei contributi economici erogati su varie linee di spesa nelle ICD, le impegnative di cure domiciliari, risalgono al 2013 e vengono assegnate in ordine di graduatoria, previa la valutazione multidimensionale con le schede SVAMA e SVANDI, e sono articolate su 6 categorie che vedete descritte. Basso bisogno assistenziale sono 120 euro al mese, medio bisogno assistenziale 400 euro al mese, vengono erogate per esempio nel caso di demenze. L'alto bisogno, per esempio i malati SLA, sono euro 800 al mese. La disabilità psichica e intellettiva da 400 a 700 euro. La grave disabilità fisico-motoria e la ICD-F, come per esempio usata per i progetti vita indipendente, sono euro 1000. E la ICD-SLA per i malati di SLA, quelli come dire più impegnativi, da euro 400 a euro 2000. Tutti gli interventi delle ICD, delle impegnative per le cure domiciliari, sono a carico del sistema sanitario regionale. Le soglie dell'ISEE vengono utilizzate per l'accesso alle impegnative e viene usato la soglia dell'ISEE sociosanitario oppure del nucleo ristretto, se questo è più favorevole, ed ammonta a 16.700 euro per le ICDB, cioè per le impegnative con basso bisogno. La soglia d'ingresso è di 16.700 euro ISEE. Se invece si tratta di un bisogno medio, la soglia d'ingresso è 50.000 euro ISEE. Se invece il bisogno è alto, oppure per la SLA, la soglia d'ingresso è di 60.000 euro ISEE. Passiamo alla programmazione adesso. Abbiamo accennato a cosa sono le ICD. Ora, per quanto riguarda i centri di servizio, è necessario che facciamo un po' di analisi sulla programmazione. La programmazione per la residenzialità degli anziani, per gli anziani, ha conosciuto 3 momenti nella nostra regione, ai quali bisogna fare riferimento perché così si comprendono le criticità dell'oggi. Il primo tempo della programmazione risale al 2000. Faceva coincidere i posti letto autorizzati e accreditati con la impegnativa. L'intento, cioè, era quello di programmare l'offerta in relazione al fabbisogno. Nel 2006 cambia la strategia regionale. Alcune innovazioni sono positive. Le strutture residenziali, le RSA, case di riposo, come le vogliamo definire, vengono meglio ridefinite come centri di servizio. Perché centri di servizio? Perché traducono un orientamento assai diffuso di farne sede per lo sviluppo di progetti integrati fra residenzialità e domiciliarità. E vengono fissati anche le stime del fabbisogno per la residenzialità, perché se parliamo di programmazione dobbiamo porci il problema quanti posti letto si debbono programmare.
Qui trovate le percentuali: 0,06% sulla popolazione inferiore a 64 anni, 0,65% da 65 a 74 anni, 4,4% ultra 75 anni. Per la montagna, Venezia, centro storico e isole, ci sono dei correttivi, dello 0,50 per la montagna, l'1% per Venezia e centro storico. In più, vengono inoltre previste i centri diurni in ragione del 10% dei posti della residenzialità ed infine si aggiungono i modelli SAPA che riguardano l'assistenza ai malati Alzheimer ed SVP che sono gli stati vegetativi permanenti, nonché i servizi di accoglienza temporanea per interventi di sollievo alle famiglie e per situazioni di emergenza sociale. Ma l'elemento che rappresenta la discontinuità rispetto al precedente tempo è rappresentato dalla scissione fra il legame dei posti accreditati e il numero delle impegnative emesse. Si consente che ci sia un aumento del 10% dei posti accreditati, si dice per facilitare l'esercizio della libertà di scelta, e in realtà viene infranto un principio, e cioè che a fronte di un bisogno accertato di assistenza non venga corrisposta la quota di rilievo sanitario che è connessa all'impegnativa di residenzialità, che è prevista nei LEA, e si entra così invece in una graduatoria. È la quarta volta che io uso il termine graduatoria, ma quando si parla di livelli essenziali di assistenza, la graduatoria dovrebbe essere bandita. Il termine dovrebbe essere, cioè rappresenta un diritto negato, la negazione di un diritto. E arriviamo al terzo tempo della programmazione. Nel 2011, quando la quota precedente del 10% non coperta da impegnative viene aumentata al 25%, cioè sono circa 7.000 posti letto in più, non coperti da impegnativa. E ciò comporta alcune conseguenze che sono intuibili. Allora, una parte di questi 7.000 posti in più viene coperto da persone che sono in lista d'attesa, in graduatoria, da mesi, e che assumono l'intero onere della spesa, compresa la quota sanitaria, a proprio carico, circa 3.000 euro al mese. Si crea inoltre una situazione di concorrenza fra i centri di servizio pubblici e quelli privati, aggravando la condizione di svantaggio dei soggetti pubblici che erano già penalizzati per il mancato riconoscimento di costi incomprimibili e che pesano sui bilanci degli enti. Si apre la rincorsa per vari soggetti privati alla costruzione di nuove RSA, vanificando così ogni tentativo di programmazione con i piani di zona. Perché di fatto programmare vuol dire scegliere, ma se la programmazione diventa così light, blanda, è evidente che non si può nemmeno più parlare di programmazione e in questo campo appunto i piani di zona vengono vanificati. E si allontana così l'obiettivo di una omogenea distribuzione sul territorio dell'offerta, che già presentava alcune differenze inaccettabili. Naturalmente si capisce subito che questa situazione è pesante, no? Qualcosa si è mosso in verità negli anni di fronte a questo grande numero di impegnative non emesse e di una lunga lista d'attesa. Per tentare di contenere le proteste per la lunga attesa e per mitigare il peso finanziario che molte famiglie si sono sobbarcate in assenza delle impegnative, la Giunta con una legge del 27/4/2015 ha autorizzato alcune centinaia di mini quote che si sono risolti in un semifallimento, perché l'importo stanziato era pari all'1,5% del fondo, sono circa 7 milioni. Voi capite che 7 milioni di fronte a 7.000 aventi diritto, insomma, erano 1.000 euro all'anno, quando invece la spesa che si sobbarcano le famiglie
è di impropriamente è molto superiore ai 15.000 euro all'anno. Eravamo alla vigilia delle elezioni, avvenute il 31/5. Trascorrono 5 anni, non cambia nulla sulla programmazione. I problemi si incancreniscono, la Giunta prende atto che le mini quote non hanno sortito effetti positivi e nell'agosto del 2020 introduce un terzo livello di contribuzione. Poi lo vedremo. I livelli di contribuzione delle impegnative sono 2. Una che equivale a 49 euro di contributo di rilievo sanitario e una di 56 euro di contributo sanitario, perché sono a fronte di carichi assistenziali differenti. Bene, la Giunta introduce un terzo livello di 30 euro al giorno. Non si capisce perché 30, perché non 25, perché non 35, perché è chiaro che non c'è nessuna base scientifica dietro a questa scelta. E lo fa per 2000 destinatari che si erano accollati nel frattempo l'intera retta. È sicuramente un sollievo per tante famiglie che erano state gravate ingiustamente da oneri impropri. Ma è inaccettabile la definizione che è stata data a questo intervento nelle conferenze stampa. Un intervento innovativo, una quota sanitaria di accesso, come se fosse un servizio in più. In verità, è un'ulteriore discriminazione per altre 1.800 famiglie che pagavano in proprio, che pagano in proprio, e che l'intera retta e che non potevano accedere neanche alla semiquota, diciamo. Ed è un taglio del 50% della quota di cui hanno diritto i nuovi beneficiari, per quelli che sono rientrati fra i beneficiari. Ma dopo un mese si vota. Ora, a causa del Covid, la pressione sulle RSA è purtroppo tragicamente diminuita e sarebbe il caso di sopprimere la semiquota di residenzialità che presenta certamente profili di illegittimità. Passiamo alla programmazione per i disabili. Qui i parametri per la predisposizione della programmazione sono limitatissimi. Risalgono al 2006. Prevedono un fabbisogno di posti letto autorizzabili di 7 ogni 10.000 residenti. E non si rintracciano parametri per i centri diurni. La realtà ci dice che in alcune province del Veneto esistono le graduatorie per poter accedere a tali servizi, centri diurni e comunità alloggio. E comunque va tenuto presente che vige il principio della prossimità da garantire alle persone che esercitano la libera scelta di un servizio residenziale o diurno. Ma, come dire, la regione è molto eterogenea in termini di offerta su questo punto. In sintesi, i criteri per adeguare la programmazione del fabbisogno sono assenti o bloccati da anni, soprattutto sul versante dell'emissione delle impegnative. Di fatto, il governo del sistema è sostanzialmente finanziario nel determinare l'ammontare del fondo regionale per la non autosufficienza, che riguarda anziani e disabili, che viene definito ogni anno con l'approvazione della legge di bilancio. Si decide in quel modo se e in quale misura il diritto di accesso ai servizi viene garantito, e ciò è in contrasto col principio universalistico che caratterizza i LEA. La presenza delle graduatorie di accesso contraddice il principio universalistico e ciò impedisce di superare la disomogeneità di offerta esistente in varie realtà territoriali del Veneto, indebolisce l'incidenza della programmazione che è elaborata dai sindaci col piano di zona e affievolisce la esigibilità dei diritti dei cittadini ai quali i livelli essenziali non sono stati garantiti in modo universale
perché sono finanziariamente condizionati e ciò costituisce violazione di legge. Tant'è vero che quando qualcuno ricorre al giudice, ottiene ragione. Un cenno a Ilea. I livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni e i servizi sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro il pagamento di una quota di compartecipazione che è il ticket, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Quando parliamo di integrazione sociosanitaria, le prestazioni hanno una componente sanitaria che non è distinguibile da quella sociale. E pertanto il decreto che ha fissato Ilea attribuisce una percentuale di costo al Fondo Sanitario Nazionale e la parte residua, denominata quota sociale, attribuita ad altri soggetti che possono essere i privati, cittadini privati che accedono ai servizi, o pubblici come il comune, tenuti per legge. Ecco perché quando parliamo di LEA sanitari, esclusivamente sanitari, di prestazioni sanitarie, non troviamo percentuali, troviamo semplicemente la indicazione della prestazione, ma quando parliamo di integrazione sociosanitaria, nella difficoltà di distinguere le singole prestazioni, perché sono fortemente integrate, si ricorre a questa modalità di una ripartizione percentuale, che adesso vedremo. Allora, ILEA e la compartecipazione della quota sociale per i servizi per la disabilità. Noi trattiamo stasera due servizi, i CEOD, che sono i centri educativi occupazionali per le persone con disabilità, che sono articolati su 3 livelli di bisogno, abilitativo e assistenziale, che sono rilevati dalla scheda Svandi. A fronte di questa articolazione su 3 livelli, si differenziano anche le quote di rilievo sanitario, che sono state fissate dal decreto ministeriale del 2001. Fissiamo questa data DM 2001 perché poi ne parliamo. Come è divisa la spesa? È divisa percentualmente, una quota al sanitario che è il 67,5, 32,5 è sociale. I 3 livelli che la Regione Veneto ha stabilito, questi non sono contenuti nel DM nazionale. Questa è un'articolazione, una scelta regionale. La Regione in questo caso, ed è l'unico caso, ha stabilito anche la retta media. Così è più semplice confrontare la proporzione dell'incidenza del sanitario e del sociale sulla retta. I 3 livelli quindi vedono il più grave, la retta media è di 121 euro al giorno, la quota di rilievo sanitario è di 81,68 e così via, 83,50 al secondo livello e la quota sanitaria è 56,36, il terzo livello è 61 euro al giorno, la quota sanitaria è 41,18. La quota sociale è la differenza fra la retta e la quota sanitaria. È pagata dai comuni e questo è pure di fatto l'unico caso significativo nel quale i comuni pagano la quota sociale in modo solidaristico attraverso la quota capitaria che versano all'USL ogni anno. Le famiglie non sono soggette a compartecipazione, anche se qualche tentativo è stato fatto negli anni e anche nei mesi scorsi, respinto puntualmente dal Tribunale. Il secondo centro di servizio importante è la comunità alloggio. È la soluzione residenziale per le persone con disabilità che sono impossibilitate a rimanere a domicilio.
Il decreto LEA del 2001 prevede una ripartizione di costi che è del 30% sanitario, 70% sociale. Il contributo di rilievo sanitario è articolato anche qui su 3 livelli e le quote fissate dalla Regione sono per il primo livello di 56 euro, il secondo di 49, il terzo di 34,98. Queste sono le quote sanitarie, la parte sanitaria. Questi ammontari però risalgono al 2010, 11 anni fa. La quota sociale è a carico delle famiglie, salvo l'intervento del comune quando l'ISEE non è capiente. Ogni comune qui ha un proprio regolamento per disciplinare la compartecipazione e si creano alcuni problemi dei quali poi facciamo cenno. I LEA e la compartecipazione per gli anziani seguono invece un percorso un po' diverso. L'elemento comune a tutti i livelli di assistenza per gli anziani è la scelta della Regione di stabilire l'ammontare della quota di rilievo sanitario a priori, lasciando la quota sociale al mercato o alla negoziazione a livello di ciascuna ULSS fra i centri di servizio che erogano le prestazioni e la USL o il comune. La conseguenza è una disomogeneità nel territorio regionale che è facilmente intuibile. Ed è una scelta, devo dire, che fa venir meno la unitarietà e la globalità dell'intervento. L'atteggiamento dell'azienda sanitaria è: io fisso la mia quota sanitaria, per la quota sociale vi arrangiate. Ecco, è come se si potesse scindere nel sociosanitario, se si potessero scindere le due componenti. Le RSA e i centri diurni anziani nel decreto LEA godono di questo trattamento. Il decreto LEA parla di 50% quota del rilievo sanitario, 50% quota sociale. I livelli di assistenza decisi a livello regionale, a cui si accede con l'impegnativa, risalgono anche qui al 2010 e sono, ho fatto prima un cenno, 49,56 euro per le case di riposo, primo o secondo livello. L'assistenza presso i centri SAPA per l'Alzheimer sono di 92 euro, 153 per gli stati vegetativi, mentre per i centri diurni sono 28 euro. Per prendere ad esempio le case di riposo, le RSA, a fronte di una quota sanitaria di 49 o 56, la quota alberghiera supera i 60 euro. Quindi anche il principio del 50% che è scritto nel decreto in verità viene in parte disatteso. Questi importi non sono cambiati da 11 anni, anche se nel 2016-18 c'è stato un rinnovo contrattuale del personale dipendente, e non sono sostanzialmente cambiate le quantità numeriche delle impegnative. E ciò comporta un aumento improprio delle rette pagate dalle famiglie per la cosiddetta quota alberghiera e aumentano gli oneri per i comuni chiamati a subentrare quando la famiglia non ce la fa. E ciò è accaduto nonostante il Fondo Sanitario Regionale, dal quale provengono gli stanziamenti per il Fondo per la non autosufficienza, si sia incrementato dal 2010 ad oggi, ogni anno. Oggi, per esempio, è di 1 miliardo, più di 1 miliardo in più rispetto a 10 anni fa. E quindi gli aumenti che ci sono stati, in verità, non sono stati equamente ripartiti fra tutti i livelli assistenziali che bisogna garantire ai cittadini veneti.
Si deve aggiungere inoltre che c'è stato un mutamento profondo delle condizioni delle persone accolte nei centri di servizio, che arrivano spesso in condizioni di notevole gravità e andrebbero garantiti trattamenti sanitari più complessi e più intensivi di quanto si possa garantire con il contributo di rilievo sanitario del primo livello, per esempio, di 49 euro, che rappresenta il 70% delle impegnative emesse. Naturalmente in questo c'è la complicità del ritardo nell'adeguamento degli standard assistenziali. Gli standard sono fermi al 94, 26 anni fa. Eppure 20 anni fa, nel 2002, in occasione dell'approvazione della legge 22 sull'accreditamento, si era stabilito che gli standard del 94 dovevano intendersi minimi, perché veniva riconosciuto che erano inadeguati ad affrontare la complessità delle situazioni che si presentavano. Ma già nel 2002, quindi i gestori dei centri di servizio autonomamente hanno adottato nuovi standard superiori ai minimi, ma naturalmente non c'è nessun riconoscimento a livello di rilievo sanitario. Arriviamo al nodo della compartecipazione. La compartecipazione della famiglia alla quota sociale è ancorata alla misurazione delle condizioni patrimoniali e reddituali attraverso l'ISEE. Non siamo di fronte ad un unico criterio di ricorso all'ISEE. Ognuno fa come gli pare. C'è chi utilizza l'ISEE sociosanitario, chi l'ISEE residenziale, che fa riferimento alla famiglia anagrafica, chi l'ISEE individuale, soprattutto nel caso delle disabilità, oppure l'ISEE ristretto, che riguarda il coniuge per i maggiorenni. Spesso i comuni ricorrono all'ISEE ordinario, che è quello che riguarda tutto il nucleo familiare, e talvolta qualche comune, aggiungo purtroppo, ha inserito degli accordi nei regolamenti comunali fra comune e familiari, estendendo questi accordi ai familiari tenuti agli alimenti in base al 433 del Codice Civile, che, ricordo, chiama in causa i generi, le nuore, i suoceri e i fratelli. Ora, recenti sentenze rendono nulli i regolamenti comunali che estendono la platea di coloro che devono compartecipare alla spesa. Anche perché si continua ad ignorare una norma statale che toglie dalla condizione reddituale la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento. La Regione in queste settimane sta pensando ad una norma di interpretazione autentica, così la chiamano, il PDL 29, che sta generando molte discussioni, giustamente, che secondo me è totalmente illegittimo, ma non solo secondo me, con il quale si sposta dai comuni alla famiglia l'onere che invece dovrebbe essere coperto mediante fondi regionali non sanitari. Questo è il punto, che manca totalmente un intervento della Regione con fondi propri su questo versante. E veniamo ormai siamo alla fine, a un'altra questione alla quale si è fatto riferimento nel precedente incontro che riguarda i minori. LEA vecchi e nuovi. In Veneto si continua ad applicare il DM 2001 perché non è stato recepito il DM 2017, cosiddetto il decreto sui nuovi LEA, che ha aggiornato i LEA precedenti, allargando le garanzie per i cittadini, perché sposta una parte dell'onere sul fondo sanitario per alcuni interventi e il mancato recepimento
del DM 2017 o comunque il ritardo che è stato accumulato già penalizza le famiglie del Veneto e i comuni. Ora, le ragioni del ritardo sappiamo quali sono. Sono riferibili ad una presunta gradualità nel recepimento delle norme che era stata invocata dalle regioni in sede di emissione del parere sul provvedimento nel 2017. Ma sono trascorsi ormai 4 anni e nel frattempo alcune regioni hanno già recepito i nuovi LEA. Per cui in Veneto ci troviamo di fronte a diritti che non sono esigibili. E faccio qualche esempio. I CEOD abbiamo visto prima. Per i CEOD del DM del 2001 prevedeva una ripartizione 67-50 sanitario, 32 sociale. I nuovi LEA dicono 70-30. Le RSA disabili. Nel 2001 la divisione è 70 sanitario, 30 sociale. Con i nuovi LEA 100% sanitario. Le comunità alloggio. Nel DM del 2001 la ripartizione è 30 sanitario, 70 sociale. Nei nuovi LEA ci sono 2 livelli, 40 sanitario e 60 sociale, ma anche 70% sanitario e 30% sociale. Ovviamente bisogna differenziare il livello di gravità. Anche qui siamo di fronte a ritardi inaccettabili. I compiti per casa. La programmazione è debole e inadeguata. Il diritto alle quote di rilievo sanitario rientranti nei LEA non è garantito a tutti. Che cos'è che Le ricadute negative sulla qualità dell'assistenza sono evidenti. Il disimpegno regionale nel sostegno finanziario alle gestioni associate dei servizi sociosanitari indeboliscono il modello integrato sociosanitario veneto. È il terreno in cui sviluppare un nuovo impegno dei nostri amministratori e del gruppo consiliare. Brava! Spero sia chiaro. Sì, sei stata molto molto chiara. Le tue slide, come alcuni insomma degli interventi delle scorse settimane, saranno preziose. So che girano molto e questo ci fa piacere. Anche queste sono sicuro che saranno un bagaglio per molti amministratori da tenere molto molto gelosamente conservato e da studiare. Hai sottolineato, hai corso perché le cose da dire sono molte, hai sottolineato tanti aspetti anche sottili su cui magari poi in fase di dibattito torneremo. Sono sicuro che alcuni approfondimenti saranno richiesti. Io darei però la parola agli altri relatori in modo tale da andare avanti con i lavori. Francesco, tocca a te. Prendi la parola. Buonasera a tutti. Provo a condividere lo schermo, un attimo di pazienza, se riusciamo. Via. Ce l'hai fatta? Ce la fai, Francesco? Sto provando. Devi fare condividi schermo, è il bottone in mezzo verde che c'è proprio in basso in mezzo, lo vedi? Sì. Quando fai condividi schermo ti apre tutte le finestre aperte del tuo computer. Abbiamo letteralmente l'aiuto da casa. L'aiuto a casa.
Ce la fai? Sì, sto provando. Il tuo figliolo che è comparso per un attimo, secondo me deve prendere le redini del comando per qualche secondo e Cosa poi facciamo? ridartele. Andrea, cosa facciamo? No. Mm? Ecco. Bisogna prima aprire le slide. Prima Poi- deve aprire il file. Prima devi aprire il file, poi quando fai condividi schermo ti compare, diciamo, vedi le varie finestrelle aperte del tuo computer, tra cui la presentazione aperta. Stasera la tecnologia, niente, ci ha voluto male fin dall'inizio e niente, quando il karma gira storto, gira storto. Ok, stai per condividere. Ci siamo. Ok, Francesco, metti adesso in presentazione, quindi il tastino in basso, quello dei tre, quello con la lavagnetta. Già vediamo le tue slide. Bene, bene. Vedi, riesci a mettere in... Eccolo lì, perfetto, vai. Andiamo avanti con questo. Bravo. E allora, buonasera a tutti, ce l'abbiamo fatta. Speriamo di Bene. continuare in questo modo. E allora l'argomento che affronterò questa sera riguarda la presa in carico e accoglienza di anziani e le persone con disabilità. Poi l'argomento verrà trattato da chi mi succederà. Ecco. Vado avanti. Prima di trattare l'argomento specifico, mi sembrava importante ripetere dei concetti che magari chi ci ascolta gradisce, perché secondo me sono fondamentali e molto attuali. E allora, la salute è una componente fondamentale della nostra vita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, sappiamo, definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o infermità. Purtroppo siamo abituati a sentire parlare di tagli alla sanità da parte dei governi e delle autorità regionali e allo stesso tempo di riduzione degli investimenti nell'ambito delle strutture pubbliche di questo settore. Quando lo Stato ha bisogno di risparmiare, tante volte di fare cassa, il comparto sanitario, ahimè, e anche quello dell'istruzione sono stati sempre quelli più vessati. I risultati di questa visione per nulla lungimirante si sono quanto mai visti in occasione dell'emergenza legata al Covid-19. Ogni euro speso in meno per la salute negli anni passati ha generato un risparmio solo illusorio, trasformandosi poi invece in carenza di strutture e di personale, in una maggiore spesa sanitaria, in servizi non all'altezza delle situazioni e in una coesione sociale fortemente pregiudicata. È fondamentale invece garantire una vita sana a tutti e fare in modo che ogni singolo essere umano abbia le stesse possibilità di accesso alle cure e ai servizi sanitari. E di questo Margherita è stata molto chiara, migliorando in questo modo il tasso di benessere della popolazione, abbattendo le diseguaglianze, migliorando poi la produttività e anche il lavoro. La salute deve entrare in tutte le politiche, perché tutto è interconnesso e la salute è parte fondamentale del benessere psicofisico umano. Parafrasando quanto abbiamo detto in questi nostri incontri precedenti, sì, è bene interessarsi degli investimenti triennali, ma un po' di attenzione penso bisogna avere anche non solo ai piani triennali, ma anche ai piani di zona. L'ho voluto ripetere perché tante volte abbiamo sostenuto questa idea.
Per quanto riguarda lo scenario sociodemografico, assistiamo in Veneto ad una maggiore longevità, 81 anni per gli uomini, 85 anni per le donne, con un progressivo invecchiamento della popolazione. I residenti con più di 64 anni sono il 23% del totale e nel lato opposto assistiamo ad un declino della natalità, sceso sotto l'8 per 1000. Va inoltre evidenziato che le persone che vivono da sole e che quindi potrebbero non contare su di una rete di supporto familiare sono l'11% della popolazione. Screening epidemiologico. Le malattie acute come l'infarto e l'ictus sono in riduzione e tendono a manifestarsi più che altro in età più avanzata. Questo grazie anche alla ricerca, grazie anche alla medicina, grazie anche agli strumenti di cui ci possiamo servire. Si sono invece amplificate le patologie neuropsichiatriche degenerative, la demenza, il Parkinson e poi tutta la cronicità, rappresentata dalle cardiopatie, aritmie, dalle dislipidemie, diabete, broncopatia cronico-ostruttiva, le neoplasie e poi abbiamo le sorprese delle malattie infettive, verso cui questa ultima pandemia ci deve aver insegnato, almeno speriamo, che dobbiamo essere sempre pronti ad affrontarle. A causa della cronicità, il 5% della popolazione utilizza il 33% delle risorse sanitarie, perché in questo 5% si vengono ad avere delle polimalattie e quindi il 5% consuma il 33% delle risorse sanitarie. Se poi consideriamo anche l'assistenza tutta, quindi ospedaliera, quel 5% della popolazione viene a consumare il 50% della spesa sanitaria. E arriviamo adesso all'argomento specifico che è appunto la presa in carico e l'accoglienza delle persone anziane. La presa in carico è un'azione messa in atto da parte dell'organizzazione sanitaria attraverso un processo organizzativo che implica l'attivazione dei PUA, punti unici di accesso, istituiti dalla legge quadro numero 328/2000. In questa presa in carico ci sono diversi punti che garantiscono una rete di assistenza socio-sanitaria territoriale. E allora parliamo di domiciliarità, di residenzialità, semiresidenzialità e strutture intermedie. La presa in carico permette l'accesso ai servizi attraverso una piena integrazione tra la componente sanitaria e quella sociale in un sistema integrato di servizi socio-sanitari. In pratica, con la presa in carico si garantisce un carico globale fondato su di un procedimento individuale e familiare, con una valutazione dei bisogni sul piano gestionale, organizzativo, ma io sottolineerei sul piano soprattutto umano. Accoglienza. Accoglienza vuol dire dare ospitalità e quindi includere in un rapporto di fiducia e di collaborazione tra la persona assistita e la persona che assiste, all'interno di una relazione che io chiamerei bidirezionale. Passiamo adesso ai servizi domiciliari. Abbiamo la SAD, l'ADI, l'ADIMED. La SAD, servizio di assistenza domiciliare, l'ADI, assistenza domiciliare integrata, l'ADIMED, assistenza domiciliare integrata medica. Il servizio di assistenza domiciliare è svolto da personale OSS, operatore sociosanitario, e ha lo scopo di mantenere il più a lungo possibile al proprio domicilio le persone in condizione di non autosufficienza determinata da problemi di salute, altrimenti indotte a ripiegare verso istituti di assistenza
case di riposo, residenze, ospedali. La SAD ha l'obiettivo di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane, sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale, offrendo questi servizi: l'igiene degli ambienti, il servizio lavanderia, la preparazione dei pasti, l'igiene della persona, il disbrigo di commissioni, trasporto, consegna pasti. Per la SAD è prevista una piccola compartecipazione da parte dell'utente. Ricordiamo che è un servizio comunale. In base a questo all'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente. Certamente ci sono delle soglie, di sotto di 7.000 euro i servizi sono gratuiti e poi gradatamente si chiede una piccola compartecipazione in modo da permettere così l'estensione della SAD a quanti richiedono, senza nessuna discriminazione, e quindi si chiede una piccola compartecipazione fino a un massimo in base alle ore impiegate. Chi usufruisce del servizio SAD può avere diritto anche, se ci sono i presupposti, alle impegnative di cura domiciliare, se ne parlava prima, le ICD-B di basso, come dire, impegno, che sono semestrali, le ICDM 400 euro che sono trimestrali. E poi abbiamo, giustamente come aveva accennato prima la Margherita, le impegnative di cura domiciliare F, grave disabilità psicomotoria, e quelle a malattie SLA, e poi abbiamo quelle con disabilità psichica intellettiva, e ovviamente c'è una contribuzione diversa a seconda della patologia. Su questo credo sia determinante anche la figura del medico di medicina generale nel compilare i certificati e nel diffondere appunto la possibilità di avere questi contributi. Le altre voci di cui possono usufruire sono la pensione di invalidità e, sempre se ci sono presupposti, l'accompagnatoria. Soldi che effettivamente, credetemi, servono alle persone per avere certi loro diritti. Fondamentale in questo servizio SAD è il volontariato, il terzo settore, chiamiamolo. È fondamentale in tutto ciò. Io che, come dire, amministro un comune, vedo praticamente questo, che è fondamentale in tutto ciò, perché tramite i servizi offerti nei centri sociali che abbiamo nei comuni sono di grande sostegno alla domiciliarità. I volontari trasportano infatti gli anziani nei centri dove gli educatori li intrattengono in laboratori vari per tenere attiva la memoria, organizzando anche laboratori intergenerazionali con le scuole, con progetti creativi, in una integrazione che avvalora la persona anziana intesa come risorsa. Questo è un concetto basilare che io ho voluto, come dire, ripetere, perché tanto si parla di anziani, però guardate, è fondamentale la persona, la memoria degli anziani, la storia degli anziani, e dobbiamo sicuramente accettare il concetto di non un peso, ma una risorsa a tutti gli effetti. Un altro progetto, questo progetto che si è reso, come dire, importante, e ogni anno, credetemi, facciamo tanta fatica anche a livello regionale perché questo progetto venga rinnovato. E, come dire, oggi ne parlavamo anche in Comitato dei Sindaci su tanti progetti che la Regione, come dire, mette avanti e poi magari si interrompono, e quindi sono i comuni poi che devono farsi carico. Noi vorremmo invece che certi progetti utili, e questo l'abbiamo ripetuto proprio questa sera, certi progetti utili che fossero continuativi e non soltanto limitati a un anno. Diversamente è una fatica enorme che si fa alla interruzione di questi progetti, perché poi ovviamente i comuni si trovano sprovvisti nel continuare a dare questi servizi. Quindi sarebbe bene che questi progetti fossero più continuativi negli anni. Tra questi progetti abbiamo il progetto Intese come integrazione territoriale dei servizi socio-educativi. Ogni anno sempre bisogna fare una richiesta perché vengono rinnovati, ma noi siamo un po' testardi e questa richiesta continuiamo sempre a farla. Fino adesso è andata bene.
È chiamato anche questo progetto Sollievo, un percorso di attivazione socio-cognitiva per persone affette da demenza lieve, moderata e sostegno ai loro familiari. Si articola in 2 percorsi, uno dedicato alle persone affette da demenza e uno ai loro familiari. Qui a destra voi vedete uno schema dove appunto sono rappresentati i comuni del nostro distretto 3, Dolo Mirano, e in particolare dove sono presenti questi progetti nei comuni di Mirano, assieme al comune di Pianiga e Santa Maria di Sala, nel comune di Spinea, nel comune di Mira, Vigonovo, che comprende Vigonovo, Stra, Campolongo Maggiore, Fiesso d'Arte, Cocompo Nogara, Fiesso. Magari una piccola raccomandazione: è bene, come dire, diffondere che ci sono appunto questi progetti e portarli alla conoscenza di tantissime persone. Il progetto Intese è indirizzato alle persone affette da demenza lieve e moderata, Alzheimer, e viene offerto un percorso di attivazione socio-cognitiva che si sostanzia in incontri settimanali della durata di 3 ore. E la malattia di Alzheimer, guardate, è una patologia degenerativa in costante aumento. È una bolla, come si dice, che ormai è esplosa e va seguita. Interessa la memoria ed altre funzioni cognitive, con conseguente perdita di autonomia nelle attività della vita quotidiana. Tale patologia coinvolge non solo il malato, ma anche la sua famiglia, che viene pertanto coinvolta nella continuità dell'assistenza e cura. Durante i laboratori vengono proposte attività finalizzate alla stimolazione delle abilità cognitive e sociali attraverso l'utilizzo di metodologie di comprovata efficacia. E ai familiari viene offerto un percorso psicoeducazionale attraverso incontri periodici di gruppo con la finalità di fornire indicazioni utili sulle modalità relazionali da adottare con i malati, passando attraverso la consapevolezza di che cosa significhi la malattia per la persona che ne affetta e di quali siano le risonanze emotive sul caregiver, che non è il trasportatore come qualcuno aveva sostenuto in tempi recenti. Passiamo all'ADI, assistenza domiciliare integrata. Con la SADI abbiamo soltanto un'assistenza, come dire, da parte del comune con operatori comunali. Con l'ADI abbiamo invece la figura dell'infermiere e anche del medico di medicina generale, che intervengono in un programma coordinato dal medico ed in piena collaborazione. L'attivazione viene fatta dal medico di medicina generale con una domanda che si fa al direttore del distretto sanitario. L'ADIMED è qualcosa in più, cioè un'assistenza domiciliare integrata medica. Perché? Perché l'insieme di attività sanitarie e sociosanitarie svolte a domicilio del paziente di qualsiasi età con un impegno sanitario complesso, importante. E qui a destra voi vedete proprio una figura che rappresenta un paziente dove si fanno delle flebo, delle terapie un po' particolari, impegnative. Non parte più. Nel coordinamento intervengono nell'ADIMED più figure professionali: personale infermieristico, personale medico, geriatra, il medico di medicina generale, specialisti, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologo, operatore sociosanitario. Magari fosse sempre così, però guardate, abbiamo sempre detto che purtroppo il personale viene sempre a mancare. Quindi la figura del medico di medicina generale è sempre presente perché è nel territorio. Però credetemi, tante volte si fa fatica ad avere altro personale specialistico, ad esempio i fisioterapisti, per dire, lo psicologo, ecco, anche lo stesso geriatra, insomma. Certi risultati che avevamo ottenuto negli anni passati con la figura anche del cardiologo territoriale, dello psichiatra territoriale, ahimè, coi tagli che ci sono stati, queste figure adesso vengono a mancare. Speriamo adesso che questa epidemia ci abbia insegnato qualcosa in merito a questo. Per attivare l'ADIMED è necessario presentare la richiesta alla centrale operativa distrettuale, territorialmente competente,
La richiesta poi viene valutata dal responsabile della unità valutativa multidimensionale distrettuale, che attiverà il servizio dopo aver compilato la scheda SVAMA, scheda valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane, dandone poi comunicazione al cittadino. Gli argomenti che ho trattato e che tratteremo questa sera sono fondamentali perché i nostri territori possano avere un'offerta sanitaria di primo livello tecnologico e specialistico. Si parla da chissà quanto tempo, guardate, di telemedicina, e poi si sono interrotti questi argomenti. Dovevano essere portati avanti perché sono fondamentali. Quindi l'augurio è quello di portare avanti questa tecnologia specialistica che è fondamentale, è importante. Nell'assistenza territoriale si svolgono le azioni per l'integrazione tra il livello sanitario primario e i livelli superiori e quelli per una integrazione sociosanitaria. Si svolgono prestazioni di educazione sanitaria, medicina preventiva, diagnosi e cura, riabilitazione. Ecco, questo è qualcosa che noi diciamo che dovrebbe essere così, però tante volte non succede e vorremmo che si realizzassero queste nostre idee, che non sono idee, sono programmi, magari sono anche scritti sulla carta. L'assistenza territoriale, vado a concludere, garantisce anche continuità assistenziale, sia per la gestione dei pazienti dimessi dagli ospedali, nelle fasi post-acuzie che nel trattamento della cronicità. Fondamentale a questo punto le strutture intermedie, ospedali di comunità, l'ospizi, case di comunità, anche queste tante volte scritte nei piani sociosanitari, ma che poi in pratica non vengono realizzate. Proprio è scritto che in base ad una determinata popolazione servono queste strutture intermedie. Ahimè, non è così. Quindi credo che dovremmo, come dire, attivarci perché quanto è scritto poi venga messo nella pratica, perché sono strutture fondamentali. Esiste una distanza, appunto per quanto dicevo prima, tra le finalità dichiarate e l'attuazione delle politiche sanitarie di assistenza primaria. Delea, la Margherita ne ha parlato ampiamente, per cui sono livelli essenziali di assistenza che devono essere, come dire, continuamente messi in atto. Abbiamo parlato in questi incontri del sindaco e del ruolo del sindaco. Il nostro compito di amministratori e quello dei sindaci nel comitato e nella conferenza dei sindaci dovrà essere quello di colmare queste distanze. In che modo? Io penso che con un po' di buona volontà e con un po' di scienza penso che si possa fare abbastanza, diciamo, molto anche di più di quello che si sta facendo. Bisogna, come dire, avere la costanza e anche l'impegno, difficile, ma bisogna provarci. Concludo con questa immagine che mette in risalto un concetto fondamentale: prima di ogni cosa le persone. E con questo ho completato la mia relazione e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie. Grazie a te Francesco, hai ben completato la relazione di Margherita, so che vi eravate coordinati bene, hai dato anche bene l'idea che l'assistenza agli anziani e alle persone disabili passa attraverso un'integrazione tra i vari servizi, soprattutto quelli di livello territoriale, e quindi direi ottimo e grazie, anche credo ci saranno domande anche per te. Però andrei avanti e darei la parola al sindaco Pavanello e poi a Alessandro Bisato e poi chiude Francesca Zottis. Quindi Maria Rosa, sì, grazie. se prendi la parola, a te. Non mi ricordo. Allora, siccome molte cose sono state, intanto buonasera a tutti e grazie per questa opportunità, cerco soprattutto di far scorrere delle slide velocemente perché in realtà Margherita ha sostanzialmente
in realtà ha fatto la panoramica generale, diciamolo, soprattutto chi poi magari gli argomenti li sente più spesso. Quindi il ruolo dei comuni rispetto all'assistenza agli anziani, rispetto ai servizi residenziali e ai semiresidenziali. Come vedete qui c'è tutta la parte della presa in carico che comunque ci si rivolge ai servizi sociali, ma deve con una scheda clinica fatta dal medico curante e con l'ISEE, ma lo aveva già detto Margherita. Sostanzialmente poi cosa deve fare l'assistente sociale? Deve trasmettere la documentazione e la richiesta sarà analizzata e poi si passa attraverso la scheda SVAMA e viene appunto convocata l'UVMD. Volevo far notare come un comune delle dimensioni del mio, 27.300 abitanti circa, chiedevo proprio oggi al responsabile dei servizi sociali, ha circa 250 UVMD all'anno. Sono numeri importanti, sono numeri importanti che sono legati ovviamente all'aumento delle persone non autosufficienti o comunque persone parzialmente autosufficienti con tutta una serie di problematiche e che però, come ben diceva Margherita prima, in realtà noi siamo fermi a una pianificazione, cioè una pianificazione che è adattata, mi pare, 2011 sostanzialmente, con delle piccolissime integrazioni e con le sperimentazioni, insomma, dell'estate di agosto qui 2020 rispetto all'integrazione della semiretta, e che è il problema più grosso sostanzialmente. Allora, qui avevo riportato un po' da chi è composta l'unità di valutazione multidisciplinare, il medico del distretto o comunque il responsabile del distretto. Maria Rosa, scusami, avrei due richieste. Il tuo microfono ogni tanto sbatte o contro un bottone o contro, quindi di tenerlo un po' fermo perché si sentono dei frusci, e se metti in modalità presentazione così si ingrandisce un po' l'immagine. Ho le cuffie. Aspettate un attimo. Il tastino in basso a destra prima del volume. No, in basso, vai in basso verso destra, 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 ancora, troppo, un po' più a sinistra. Il tasto per la presentazione dici? Sì, ecco, a destra di quello. Ancora, a destra di quello? No? Ok, va bene. Ecco. Allora, sì, perché ho il programma nuovo. Allora, sostanzialmente poi l'UVMD, stavo dicendo velocemente che c'è il medico curante, l'assistente sociale e poi tutti gli operatori professionisti che si possano rendere necessari a seconda del caso. Però l'assistente sociale ci deve essere sempre, a prescindere che poi ci sia anche una contribuzione economica, un intervento da parte del comune. L'assistente sociale comunque deve essere sempre presente, del comune di residenza o dell'ultima residenza della persona presa in carico. Poi si costruisce appunto il progetto di assistenza personalizzato e si individua quali sono le prestazioni sostanzialmente, e vale comunque, come dicevano prima chi mi ha preceduto, sia per l'assistenza domiciliare che per l'erogazione dei contributi economici, ma poi anche per la determinazione della quota sanitaria per il centro diurno e per la quota sanitaria per il ricovero definitivo in una residenza sanitaria assistita. E questo poi porta all'impegnativa di residenzialità. Allora, cerco di un po' semplificare. Sostanzialmente il problema più grosso che stanno vivendo i comuni o che hanno vissuto i comuni, direi, prima della pandemia, perché la pandemia ha cambiato alcune questioni, erano le scarsissime le graduatorie e le liste d'attesa e le scarsissime impegnative di residenzialità, perché siamo arrivati alla quota, cioè al punto nella quale comunque, fatto tutto questo percorso, la persona finisce in una graduatoria. Come diceva prima Margherita, per accedere a questi servizi si entra in una graduatoria unica che è gestita in ogni singola ASL e quando c'è stato il passaggio, che c'è stata la riduzione delle aziende sanitarie, abbiamo avuto anche un periodo intermedio per cui, ad esempio,
nella nostra attuale ASL 3 avevamo delle condizioni profondamente diverse nel nostro distretto per l'ingresso alle strutture residenziali, con molti meno posti e molte meno impegnative rispetto ad esempio alla situazione del distretto di Mestre Venezia. Situazione che nel momento in cui si è fatta la graduatoria unica, e cosa che penso sia successo anche in altri territori, e quindi si sono messe a disposizione, si è fatta finalmente la graduatoria unica per la nostra nuova azienda sanitaria, la situazione è un po' migliorata, ma non migliorata del tutto. Nel senso che le persone soprattutto e le famiglie sono costrette ad un'attesa, erano costrette ad un'attesa piuttosto lunga. Allora, nella slide qui ricordavo insomma come è costituita la retta per l'accoglienza, la famosa quota alberghiera e la quota di rilievo sanitario. La quota alberghiera è o quota sociale, scusate, qui ho sbagliato, o quota sociale, è quella che è a carico o delle famiglie o del comune nel caso appunto non ci siano le condizioni economiche del nucleo, così come l'ha spiegato bene Margherita, che non sia in grado di sostenere l'intera retta. Qual è la questione? Che la quota sanitaria, oltre ad esserci poche impegnative, c'erano pochissime impegnative, la quota sanitaria è rimasta sostanzialmente inalterata dal 2011, per cui è comunque una quota molto limitata, e con la questione della libera scelta che si è un po' costruito tutto nel nostro sistema attuale della regione, il fatto che le famiglie possano scegliere, in realtà soprattutto le famiglie o i nuclei che sono in difficoltà debbono scegliere rispetto ad una proposta dove la quota cosiddetta sociale o alberghiera è indubbiamente più bassa, e magari si debbono anche rivolgere a strutture che non hanno esattamente caratteristiche magari che non sono le più nuove o non sono comunque quelle all'avanguardia, perché moltissime strutture dei nostri territori, veniva ricordato prima, c'è stato in questi ultimi, dal 2012 in poi, moltissimi privati comunque hanno investito risorse per la costruzione di residenze per anziani, ed è stato probabilmente anche un po' un business. Mi sono sentita dire recentemente questa frase dal nostro nuovo direttore generale, che dopo questa esperienza della pandemia vanno completamente ripensate le residenze sanitarie per anziani, e che non possono più essere alcune, ecco, ha corretto, alcune, un business. Detto da un neo direttore generale è comunque un'affermazione anche insomma che fa pensare, ecco. E che nella programmazione, come io ho avuto modo di vedere, soprattutto quella del 2013, ad esempio della nostra ASL, ogni comune praticamente aveva proposto che ci fosse una casa di riposo all'interno del proprio territorio. Situazione che poi non si è completamente realizzata, perché se ci sono le risorse da parte dei privati di fare la residenza sanitaria o cosiddetta casa di riposo, sicuramente può andare, l'immobile può essere completato, però poi non ci sono le cosiddette quote sanitarie e le impegnative di residenzialità, e pertanto chi vuole accedere a quella casa di riposo deve comunque pagare la retta intera, e poiché sappiamo tutti che sono costi piuttosto alti, sono pochissime le famiglie o comunque i nuclei che sono in grado di pagare una retta in casa di riposo senza la quota, anche pur insufficiente senza la quota sanitaria. Ecco. Però infatti in questo momento si sono anche fermate, diciamo che ci sono alcune case di riposo che non si sono ancora realizzate, ma sono comunque situazioni in cui non ci sono, o c'è un numero limitato di impegnative e ci sono pochissime quote sanitarie a disposizione. Allora, prima Margherita aveva ricordato appunto le somme e le aveva addirittura comunque anche specificato rispetto anche ai reparti dedicati all'Alzheimer e ad altre disabilità molto alla SLA, e aveva proprio dato la retta. Io invece mi sono limitata a quella che è la quota sanitaria, che è 49 € per il primo livello e 56 per il secondo livello, e per i centri diurni
è di 27,99 euro ed è ancora esattamente quella che citava lei di 11 anni fa. Il centro diurno comunque è sostanzialmente invece non prevede la permanenza cioè anche notturna o comunque continuativa, ma sono delle attività di norma che sono sostanzialmente realizzate all'interno delle attuali residenze sanitarie assistite. Sono quasi tutti servizi che sono comunque all'interno della rete delle RSA e offrono ospitalità per una parte della giornata o per tutto il giorno e offrono appunto mense, igiene, attività ludiche, ricreative e riabilitazione. E anche in questo caso appunto si passa attraverso tutto il percorso delle VMD, cioè quindi servizi sociali, si convoca l'UVMD, si fa ovviamente la verifica di qual è il progetto più idoneo e poi è possibile chiedere la quota sanitaria. Anche in questo caso, sempre tramite l'ISEE, si può chiedere, se non ci sono le condizioni economiche, la compartecipazione del comune di residenza o dell'ultima residenza. Ecco. Io qui poi andrei, qui insomma ricordavo un po' la rete dei servizi, ma l'ha ricordata anche l'assessore Sacco, quindi credo che non valga un po' la pena di soffermarsi. Ecco. I ricoveri temporanei, vabbè, i progetti sollievo, poi per i ricoveri definitivi ci sono i diversi reparti, il reparto standard, il nucleo per dementi, il nucleo stati vegetativi che hanno una diversa anche quota di copartecipazione e comunque la programmazione spetta anche un parere spetta ai piani di zona e questa programmazione dovrebbe essere comunque avere il voto dei piani di zona delle ASL competenti e dovrebbe essere lo strumento con cui si governa il sistema locale dei servizi e degli interventi sociali. Ma sia Margherita che in parte anche l'assessore Sacco hanno comunque spiegato come, e anch'io con alcune osservazioni che ho fatto prima, abbiamo spiegato che in realtà la programmazione, soprattutto recente, di nuove case di riposo gestite soprattutto dal privato sociale, quindi non le IPAB che sono strutture insomma che esistono da moltissimo tempo e ce ne sono anche molte nei nostri territori, le case di riposo sono nate un po' così, con una spinta soprattutto che è venuta da alcuni investitori privati e sono nate un po' dappertutto, ma non tutte con quelle caratteristiche per davvero venire incontro alle esigenze delle famiglie e degli anziani non autosufficienti. Perché, ripeto, fino al pre-Covid, entrare in una casa di riposo era un percorso veramente ad ostacoli perché non c'erano posti sufficienti, non c'erano sufficienti impegnative di residenzialità e c'erano liste d'attesa lunghissime. Nel nostro territorio certamente, ma da quel che so io era una situazione piuttosto diffusa. Ora invece abbiamo una situazione diversa, ma purtroppo è diversa perché ci sono stati tanti decessi e quindi toccare anche questo argomento in cui ci sono comunque posti liberi nelle nostre case di riposo è collegato a quello che è successo con il Covid e con una situazione difficilissima che stanno vivendo le case di riposo. E preparando questa breve sintesi trovavo appunto anche delle dichiarazioni particolarmente preoccupanti del presidente dell'Uripa che pochi mesi fa era costretto appunto a fare dichiarazioni nel dire che le case di riposo tutte, quindi sia le IPAB ma sia l'altro modello gestito per intero dal privato sociale, saranno costrette ad aumentare le rette sulla parte cosiddetta alberghiera perché i costi del Covid e i minori ingressi e i numerosi posti liberi stanno per portare a questa situazione.
che si ricollega con le altre, con l'altra situazione che comunque si entra in casa di riposo per graduatoria, con una graduatoria e che è un'assoluta ingiustizia rispetto al sistema che dovremmo avere attuato. Vabbè, io qui lascerei, insomma, ricordavo un po' qua nelle slide un po' quello che dovrebbe essere il ruolo dei piani di zona, però quello che forse è il caso di sottolineare su questa slide qui è che gli interventi sociali stanno incidendo e incideranno sempre più nei bilanci dei comuni. Io mi permetto di dire che però nei comuni non sta succedendo quello che servirebbe, un aumento delle entrate per pagare i maggiori costi degli interventi sociali. E quindi tutto il tema assolutamente corretto della copartecipazione, di come il PDL 29 cercava di mettere una pezza sulla copartecipazione, quel progetto di legge a cui siamo anche stati chiamati a dare un parere come Consiglio delle Autonomie Locali. Sono assolutamente d'accordo con le osservazioni che ha fatto Margherita, però sono altrettanto preoccupata di come i comuni, perché sono poco fiduciosa che la Regione sia in grado di rispondere con urgenza stanziando maggiori risorse per venire incontro agli effetti che stanno per cascare addosso ai servizi sociali di tutti i comuni del Veneto. Perché è vero, ci sono numerosissime sentenze, tra l'altro, è vero, la giurisprudenza è in parte, ci sono sentenze sia che permettono comunque di coinvolgere il nucleo familiare e i parenti, così come previsto dal Codice Civile, ci sono sentenze invece che dicono che i costi devono essere a carico dei comuni. Ma perché i comuni sono così in difficoltà? Perché non sono in grado di trovare le risorse, cioè il mio comune ha un livello di tassazione molto elevato, noi abbiamo agito sulla leva fiscale il massimo che potevamo agire e non possiamo più agire sulla leva fiscale. Per cui mi chiedo come riusciamo a finanziare, cioè non abbiamo più manovre. Forse alcuni comuni del Veneto hanno ancora spazi di manovre, ma molti non ne hanno più. Penso che la situazione sia simile anche in alcuni comuni delle stesse dimensioni come il mio, come Spinea. Forse Mira ha ancora manovre, ma noi abbiamo agito sulla leva fiscale, per cui abbiamo sempre comunque aumentato gli stanziamenti nell'ambito sociale, secondo tutte le esigenze che crescevano, ma non siamo più in grado adesso di aumentare la spesa corrente per i servizi sociali e che sono legate alla copartecipazione alle rette. Oggi, insieme all'assessore Sacco, abbiamo partecipato all'approvazione del bilancio sociale della nostra ASL e proprio per il fatto che la Regione non sta adottando i LEA, noi abbiamo dovuto, come comuni, subire un aumento del 20%, nel senso che noi abbiamo approvato un bilancio sociale 2021 con una spesa del più 20%, cioè ritorniamo a che i comuni pagano il 60% e la regione il 40%, così in un anno post-Covid in cui le entrate sono praticamente diminuite e pare che la regione abbia i soldi a bilancio ma non abbia ancora mandato la comunicazione che terrà anche per il 2021 la quota 50 e 50 almeno. Adesso siamo ritornati 60 a carico dei comuni e 40 a carico della regione. Non so se il sindaco Bisato ha penso che abbia la stessa situazione, perché credo ci sia stata una riunione di tutti i presidenti delle conferenze dei sindaci in cui hanno sollevato questo problema. Però giugno è il mese in cui si devono approvare i bilanci, il bilancio sociale, che è la parte di competenza dei comuni. Ecco, io forse tralascerei, poi qui facevo un riassunto di quali sono le normative appunto che disciplinano le strutture, però Margherita lo ha detto talmente bene che credo sia anche inutile ricordarlo e riportavo alcune slide in cui c'era la normativa. Io mi fermerei qui
perché devono parlare, credo, ancora altri 2 relatori. E mi pare che siamo già piuttosto avanti. Grazie Maria Rosa, e anche tu hai sottolineato alcuni punti che credo in sede di dibattito torneranno fuori. Ti chiedo cortesemente di interrompere la condivisione, così diamo la parola ad Alessandro. Alessandro completa magari con alcuni spunti che non sono già stati toccati da chi ha già parlato, alcune soluzioni, alcune domande te le ha fatte la stessa collega Sindaco Pavanello, quindi prego, a te. Buonasera a tutti, ciao Claudio, grazie della serata. Naturalmente dopo quanto proposto da Margherita, che dovrebbe essere un vademecum da passare a tutti gli eletti di qualsiasi colore politico si approccino ai vari comitati esecutivi, conferenze dei sindaci, dovrebbe essere un obbligo di legge avere in mano quel vademecum lì. Mi sia permesso questo. Saluto anche Francesco Sacco e la collega Maria Rosa Pavanello. Sarò l'unico a non avere slide. Allora vado, e però mi era stato dato un compito che provo a svolgere, che è quello relativo a uno dei 5 pilastri per delega che i comuni danno alle ASL, alle ULS, che è la disabilità, e in particolare la semi-residenzialità e la residenzialità. Prima di questo però, sempre in ambito di integrazione per i portatori di handicap, mi sia permesso di aggiungere che, siccome per il bilancio che approviamo noi come comuni, quello con quota capitaria, di fatto il 70% del bilancio è proprio coperto da questa funzione, è dato dalla semi-residenzialità CEOD, centri educativi occupazionali diurni, dalle comunità alloggio, e poi entrerò nello specifico su entrambi, la RSA disabili, ma anche da altri 2 servizi che sono gli OS, gli operatori sociosanitari di integrazione scolastica, cioè tutti i ragazzi che frequentano le nostre scuole, che hanno bisogno di un'integrazione appunto che viene stabilita nel monte orario settimanale sulla base della intensità di bisogno che hanno, ed equivale a dire un'assistenza, un operatore sociosanitario dalle scuole medie, dalle scuole elementari alle scuole medie, alle scuole superiori. E poi un altro servizio che non solo mi corre l'obbligo, ma è importante che riconosciamo e teniamo a mente, che è il SIL, Servizio di Integrazione Lavorativa. In questi 2 ambiti i comuni insieme, perché come ha correttamente chiarito e precisato Margherita Miotto, si tratta di sociosanitario perché è indistinguibile la parte che è sanitaria dal sociale, e convenzionalmente si decide per le comunità alloggio e per i CEOD quant'è una e quant'è l'altra, e anche per gli anziani. Poi mi aprirò un inciso sulla cosa che diceva Maria Rosa Pavanello. Ecco, dicevo, per questi 2 segmenti si stabilisce sulla base del monte orario e di quanto si mette a disposizione per integrare i nostri giovani, uomini, donne che non riescono ad avere accesso al mercato del lavoro autonomamente, e che attraverso piccolissime borse lavoro, va detto, è un segmento su cui dovremmo porre, io penso, nei prossimi anni maggiore attenzione. Ci sono intere categorie di uomini e donne in Veneto che, sulla base dell'integrazione messa a disposizione da questi fondi, riescono sì e no a pagarsi il biglietto dell'autobus per andare a svolgere quello che formalmente e sostanzialmente per loro un lavoro, ma che non viene riconosciuto come lavoro. Quindi questo bisogna che cominciamo a prenderne atto e a discuterne, oltre ai tanti temi che sono emersi stasera. Però vengo al compito per casa, che è appunto CEOD e comunità alloggio. Io non ho l'ambizione di fare un quadro regionale, ma di portarvi uno spaccato che abbiamo
vissuto, interiorizzato negli ultimi mesi nell'ambito della mia ULSS, con la 6 che ha inglobato 3 precedenti ULSS, la 15, la 16 e la 17, e che mi porta a fare alcune considerazioni di sistema. Allora, Margherita correttamente diceva, nei CEOD 67,5 quota sanitaria pagata quindi col fondo regionale sanitario, 32,5 quota sociale, quello che ogni anno il comune nei bilanci che vediamo dà in trasferimento all'ULSS, dentro la quota capitaria annua. Dentro lì una prima distorsione gravissima è che ci sono, è vero, liste d'attesa. E le liste d'attesa, per paradosso, non sono una conseguenza del numero limitato, che è pur sempre limitato, dei 7 posti a ogni 10.000 residenti. No, è una conseguenza diretta della incapacità o mancanza di possibilità del trasferimento della quota capitaria. Cioè si creano vere e proprie sacche di attesa, mi permetto di dirlo, saremo pure in pubblico e saremo anche registrati, ma bisogna che prendiamo atto di quello che succede qui in Veneto, che, almeno parlo per noi, per me, vengono calmierate da progetti sperimentali che di fatto rendono non equiparato il garantito da chi è alla finestra e ha il proprio ragazzo, figlia, figlio da inserire, e gli vengono date risposte parziali, discontinue e non in regola con i diritti che ha quello che abita di fianco a casa. Adesso prendetemi sempre a beneficio, cerco di sburocratizzare i termini, ma questo avviene. Si usano dei progetti sperimentali per ridurre le liste d'attesa, ma non dando l'universalità del servizio che sarebbe previsto dalla norma. Nel caso nostro, un'altra caratteristica che ha riportato Margherita e su cui vorrei porre forte attenzione è la profondissima disomogeneità di trattamento all'interno di una stessa ULSS. Adesso in conseguenza, nel caso nostro, di fusione, ma anche tra ULSS e ULSS storiche di una volta. Cioè, qui si è arrivati a contrattare volgarmente le rette da una ULSS all'altra, e se non interviene un organo sovraordinato, secondo me, e qui siccome tu mi hai un po' come dire, chiamato non a fare proposte ma a porre interrogativi, io penso che la Regione dovrebbe dare delle linee guida per, e anche qui lo banalizzo, e siccome stiamo parlando di persone non vorrei essere travisato, ma è per capirci, i servizi devono essere pesati nello stesso modo. Cioè, se parliamo di pere con pere, di mele con mele, altrimenti c'è sempre sto doppio gioco su cui è difficile trovare il nodo, cioè andare all'essenza di come sia possibile che a distanza di qualche decina di chilometri ci sia un'offerta data ai famosi, vi rileggo così torno anche alla materialità dei numeri che abbiamo usato stasera. Noi abbiamo appena chiuso un accordo che ha riportato ai famosi 3 livelli. È un paradosso, ma a Padova non c'erano 3 livelli di assistenza nelle comunità alloggio, ma ce n'erano solo 2, anche se erano in parte compensati dal fatto che tutti i ragazzi che frequentavano i centri diurni, anzi tutti i ragazzi che frequentavano le comunità alloggio, gli veniva anche riconosciuta una doppia retta per la frequenza del centro diurno, quindi in parte a compensare la mancanza di erogazione di contributo stiamo parlando di cooperative, terzo settore, chi si occupa dei nostri figli, chi assiste i nostri figli. Dicevo, abbiamo chiuso degli accordi trovando soddisfazione da parte di tutti, ma devo dire che mi lasciano ancora qualche domanda e perplessità. Perché? Se a Padova, ex ULSS 16, si chiude a 152 euro il primo livello,
a 138 il secondo, a 110 il terzo, com'è possibile che nella stessa provincia di Padova, spostandoci di 10-15 chilometri, ci troviamo a soglie molto, molto, ma molto più basse? E guardate, non è la conseguenza, può essere, bisogna che ci facciamo due domande, può essere la conseguenza di un servizio differenziato, e allora ne varrebbe della qualità del servizio stesso, perché abbiamo di fronte persone, non scatole, non generi alimentari, persone da assistere sulla base dei LEA. E i LEA non sono solo dividere quanto è sanitario e quanto è sociale, ma offrire servizi adeguati per la cura, per l'intensità della cura che mettiamo nell'assistenza ai nostri figli. Ecco, dicevo, non ci può essere una differenza di qualche decina di euro per quota. Allora capite che su questo serve un intervento di non razionalizzazione per tagliare andare al più basso, attenzione, non vorrei essere frainteso, ma per stabilire anche a livello territoriale dei LEA territoriali, definiamoli. Cioè, questo è un elemento. Vige il principio della prossimità, è vero, è in legge, ma spesso viene disatteso. Ci sono dei territori provvisti e dei territori sprovvisti, ma questo è forse anche frutto di una stratificazione storica che c'è stata. E poi sembra fuori sacco, ma spero di dare in parte una risposta alla collega Maria Rosa, quando lei faceva riferimento al 60-40. Io penso che si riferisse al mondo della salute mentale. Cioè, praticamente, guardate che questo è proprio l'altra faccia della medaglia. La lettura perfetta che ha riportato a noi Margherita Miotto ci ha detto: si stanno applicando in Veneto i LEA di 10 anni fa, si dovrebbero applicare quelli di qualche anno fa stabiliti dallo Stato. Peccato che la Regione faccia di più, e questo è colpevole, come dire, è fraudolento, anche se mi passate un termine tra virgolette politico, mi permetto di dire, perché in ambito di salute mentale, guarda caso in Veneto c'erano degli extra LEA che stabilivano che sulla salute mentale il sanitario fosse il 60% e il 40% fosse sociale, quindi pagato dai comuni attraverso la quota capitaria, e d'emblée, da un anno all'altro, hanno deciso che bisognasse applicare i LEA nazionali. Allora, delle due l'una, se vale per la salute mentale, deve valere anche per i CEOD, le comunità alloggio, il 50%, 50% delle case di riposo. Intendiamoci? Intendiamoci. Scusate, l'ho buttata un po' in politica, sono diventato un po' segretario piuttosto che sindaco e presidente della conferenza, però mi pareva che fosse proprio dovuta sta sottolineatura. Ecco, quindi non so se sono stato abbastanza chiaro. Comunità alloggio per persone disabili, in quel caso anche bisogna smitizzare una cosa che passa un po' tra di noi amministratori. Cioè, quando ci vogliono fare un po' far prendere paura, ci paventano sempre che c'è l'intervento del comune sostitutivo, che è vero, attenzione, è vero, ma la vera discussione politica su cui bisogna, come dire, alzare le barricate e difenderci dentro i comitati è che la vera scelta politica è quando noi approviamo il bilancio di previsione dell'ULSS, perché lasciata da parte la prospettiva che l'utente non sia in grado di pagarsi, o in ambito se sia una persona inserita in una casa di riposo o sia una persona inserita in una comunità alloggio disabili, nel resto dei casi, seguitemi, per i CEOD, come ha detto Margherita Miotto, cioè lì, se tu li trattieni in lista d'attesa, vuol dire che lo fai apposta perché non vuoi mettere risorse
in compartecipazione, ma se no, sono dentro tutti la quota capitaria. Cioè non è che ti arriva qualcuno disabile o la famiglia del disabile che viene a bussare alla porta del sindaco e ti dice no, ma guarda che devi compartecipare alla spesa. No, perché stai già compartecipando con la quota capitaria annua che trasferisci all'ULSS. Non so se sono abbastanza chiaro in questo. Allora, c'è un problema, è vero che c'è un problema, che è quello di alcune sentenze, problema, cioè nel senso che lì ci sono state delle persone in Veneto che hanno chiesto a un tribunale che gli fosse riconosciuto l'interpretazione autentica della norma nazionale e quindi se dovevano integrare o non integrare la retta del proprio figlio, parente stretto, e fino a che grado dovevano farlo. Questo ha riverberato anche in parte nei bilanci, ma soprattutto nella psicologia del rapporto che i territori hanno con l'ULSS. Si sono allarmati, hanno provocato questa proposta di legge, la 29, che la Margherita ha detto probabilmente illegittima. Guardate che lo dice apertamente tutta la politica regionale di maggioranza, lo sa che è illegittima, ma è come se dicesse, beh, intanto piantiamo 2 paletti e poi chi arriva s'arrangerà. No, qua è il momento, è arrivato il momento, e secondo me il post pandemia, le risorse post pandemia devono far fare un salto di qualità vero al sistema sociosanitario veneto, che è strutturato, è bellissimo, è da convegni, ma ha bisogno di avere carburante dentro il serbatoio, mai più messo da anni, perché quel miliardo del fondo sanitario che il nazionale trasferisce al regionale, cioè queste risorse dello Stato, per cui poi sul regionale ci si fa belli su alcuni segmenti, facendo un comunicato stampa che dice ho fatto il grande progetto sperimentale, butta là 200-300 mila euro, quando invece servirebbero strutturalmente dentro sti filoni di cui abbiamo discusso stasera. Allora, serve che la regione faccia la regione, che determini delle linee guida che devono valere per tutti. E poi, dove ci sono problemi, si creino dei incentivi, disincentivi, se non si ha la forma di mettere tutte le risorse, perché posso capire che servirebbero tantissime risorse, ma faccio un esempio di quello che siamo riusciti a fare destra-sinistra, parlandoci, discutendo, arrabbiandoci, ma trovando una sintesi, quando siamo passati dai benedetti 2 quote per le comunità alloggio a 3, avendo a disposizione un fondo che era quello solidaristico, messo da tutti, ed è un'altra grande battaglia che noi del centro-sinistra dentro i comitati dobbiamo fare. È vero che un comune va non in difficoltà, chiude i battenti se si trova a gestire 3 inserimenti di minori in comunità alloggio e 4 anziani in più che sanno della sentenza e ti vengono a chiedere la compartecipazione. Però sarà meglio aggiungere 1 euro, 2 euro di quota capitaria annua per formare 1, 2, 3 fondi dedicati ai minori, agli anziani, ai disabili, fuori di quello che è già previsto per legge, in modo che il piccolo comune da 5.000 abitanti sappia che deve mettere 10.000 euro in più all'anno, che forse stringendosi da qualche parte li trova e poi diventano un portato successivo del bilancio, piuttosto che chiedergli che un anno gli capiti la mazzata sui denti che ne ha da 40.000 e comincia a dire mamma mia in che stato disgraziato siamo, e dopo finché gli va bene non ha il coraggio di ammettere che sarebbe meglio metterli in quota capitaria. Chiudo perché forse ho parlato troppo con quell'esempio finale che abbiamo fatto passando da 2 a 3. Sapevamo che qualcuno poteva andare in difficoltà, che noi siamo anche reduci nella 16 da un'integrazione con la Sacisica che aveva quote inferiori. Abbiamo deciso tutti consensualmente di creare un fondo che con un effetto scivolo
abbattesse nel primo anno di 10 euro l'eventuale salto di quota da una quota inferiore ad una significativamente superiore e che questo decalage si riassorbisse nel giro di 5 anni, con 2 euro anno, in modo che uno sappia già programmare il proprio bilancio anche per gli anni successivi. Non è bravura mia, non è lavorarci, starci dietro, scornarsi anche qualche volta, ma cercare di non far diventare il comitato dei sindaci solo l'occasione della ratifica, e sapete che questo purtroppo è la 4ª volta che ve lo dico, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e di qualche cahier de doléances quando robe pare che non vada. Bisogna star là, interloquire, battere i pugni qualche volta e trovare soluzioni. La regione intervenga finalmente su sti mondi, perché non se ne può più in ambito disabilità, anziani, minori, un disastro i minori. I minori sono un disastro in questo momento. Sono un disastro perché mancano gli operatori. La scorsa settimana Paolo Rigon ce ne ha parlato. Lo so, mi sta cercando da tutte le parti, so che è di impeto ed è bene che sia così. Si possono insieme trovare le soluzioni se si vuole trovarle. Se si vuole invece dire qua funziona tutto, quando va male è colpa di qualcun altro, girare la testa, e scusate anche, questo lo dico anche qualche volta, anche alla mia categoria, anche a me sindaco, a me Bisato, non agli altri, parlo per me, perché noi abbiamo la costanza di vedere che mettiamo 100 lire all'anno per il bilancio del sociale e andiamo in difficoltà se pensiamo che possa diventare 101. Non programmiamo il giorno dopo. Ecco, questo è il punto. Viviamo di punte in alto e punte in basso, cioè dei momenti di stare a vento. Cioè, nel senso, se ti arriva la botta, fai variazione di bilancio, la motivi con me tocca perché hanno inserito un ragazzo in comunità per minori. E basta, è finita lì. Non invece, se quel ragionamento lì lo porti in comitato e trovi un fondo, un po' alla volta, lo costituisci, non avrai mai quella botta forte che ti capita quando succedono queste cose. Scusate la veemenza, sono temi che mi appassionano molto, forse ho mancato di fare le slide, ma prossima volta rimedio. No, va bene, abbiamo fatto un po' di variabilità nelle presentazioni, grazie Alessandro. Su quest'ultima cosa del chi paga i servizi anche residenziali per i minori è nella riforma dei LEA del 2017 e tu dimostri che nella nostra regione non la stanno applicando questa parte su cui insisteva molto Paolo Rigon la scorsa settimana. È un'ulteriore battaglia che dobbiamo fare nostra. Francesca, riesci in 3 minuti a fare un ponte verso le vostre azioni di quanto detto stasera, così sì, faccio almeno 10 guarda. minuti riusciamo a vedere se c'è qualcuno che ovviamente vuole fare qualche domanda o richiede chiarimenti. Guarda, vado per 3 macro aree. Una è già stata comunque illustrata, mi permetto di aggiungere solo 2 note, che l'aspetto diciamo dell'aspetto del finanziamento, che chiaramente è basilare. Sulla 29 ha già detto praticamente tutto Alessandro, e è vero, la maggioranza sa che quella cosa è assolutamente illegittima, infatti non torna più in quinta commissione quel PDL, ma vedremo. Ma a parte questo, io credo che su questa questione l'intervento che adesso andiamo a fare è non solo, la prima giustamente Margherita diceva, impegnative, quote. È una questione di numeri, è una questione di quantità anche da un punto di vista finanziario, e quindi un aumento di numeri, un aumento di quantità da un punto di vista finanziario, ma non solo questo. Giustamente Alessandro ha evidenziato come ci siano anche delle distonie nel mondo molto variegato anche tra diverse US, lui dice anche tra diversi comuni. Allora, 7 anni fa la regione aveva portato una delibera in cui rivedeva le modalità di affidamento facendo un'analisi sulla base dei fabbisogni, quindi non storico, non quello che ha fatto ad agosto dell'anno scorso, ma sulla base dei fabbisogni. Bisogna ritornare là, bisogna ritornare a proporre che torniamo a dare comunque, oltre ad aumentarle, ma anche poi a distribuire sulla base del fabbisogno, non sulla base dello storico o sulla base
di interventi spot come quello che è stato fatto da agosto l'anno scorso, che non risolve il problema ed evidenzia che non c'è una programmazione, e neanche sulla base di progetti sperimentali che vanno bene, poi ci ritorno sul discorso dei modelli, ma vanno bene nel momento in cui tu fai un progetto sperimentale, non usi il progetto sperimentale per comunque coprire dei buchi o per fare una programmazione che dovrebbe essere invece di stabilità. E questa è una prima area. L'altra area è quella dei modelli. Allora, noi abbiamo in questo momento una proposta, un progetto di legge che è la riforma delle IPAB, che attendiamo ormai da un decennio, che non è ancora e comunque stata portata all'interno della Commissione e che dovrà essere portata, che ha aspetti positivi e aspetti negativi. Un primo aspetto è che nella relazione del PDL si parla di modelli innovativi, poi nel testo non ce n'è. Allora, c'è un primo aspetto. Allora, le strutture devono sicuramente, Maria Rosa lo ha accennato prima, ritornare ad avere quello che era previsto dal cambio di programmazione, cioè essere centri servizi e non solo strutture di per sé. Questo significa però contemporaneamente, uno, dotarle delle risorse economiche, ce lo siamo già detti, due, anche fare in modo che ritornare a ridare un ruolo a quello che è il medico di medicina generale, su questo sulle strutture è essenziale, soprattutto quando parliamo anche delle strutture residenziali per anziani, troppo sottovalutato, trascurato e spesso utilizzato come ruota di scorta, cosa che non dovrebbe succedere, sia il medico di medicina generale prima di arrivare nelle strutture, sia il medico di medicina generale per quando ci inseriamo nelle strutture. E su questo io ho già inserito il dibattito in fase di commissione per quanto riguarda il Covid, ritorneremo, perché questo, il ruolo che deve avere in termini di filiera un centro servizi è centrale, perché il centro servizi può fare anche se è centro servizi, da accoglienza per quanto riguarda l'aspetto diurno, ma anche a percorso, guardo qui la sindaca Battaglione perché mi ricordo anni fa quando ne parlavamo, a Casale, anche di percorsi di formazione, di accoglienza, di confronto con gli anziani che stanno nel territorio e che non sono né residenti né in domicilio, ma comunque possono inserirsi lì all'interno e fare questo tipo di percorsi. Possono fare co-housing, ma è evidente che allora deve essere dalla legge anche sulle IPA ridato all'interno del primo articolo un ruolo specifico. È un centro servizi che sta in filiera con gli altri servizi e quindi il personale inserito all'interno deve essere formato e preparato e adeguato a questo tipo di ruolo. E allora l'altra proposta che noi facciamo, ecco giustamente Margherita l'aveva innescata prima, la revisione della legge 22 e l'applicazione di quello che non è mai stato applicato, per quanto riguarda per cui l'autorizzazione e l'accreditamento, come io arrivo a essere autorizzato e accreditato alla regione, in termini sia di personale, quindi chi deve essere inserito, perché non posso sentire che non ci sono i logopedisti, perché è per legge che ci deve essere un logopedista e non c'è lo psicologo. So benissimo che alle volte non ci sono, ma per legge che ci devono essere. Questo i comuni, per quanto mi riguarda, se esistono queste cose, devono assolutamente, noi dobbiamo farlo come regione, ma anche i comuni devono all'interno del comitato dei sindaci dire ad alta voce queste cose qua, perché sono contro la legge e quando fanno i controlli, perché dovrebbero farli, non esiste, perché io devo firmare i verbali a fine mese e vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, eh? A fine mese io firmavo il verbale che c'era tutto quello che è previsto nella 22 ci doveva essere, la 22 va rivista, perché comunque c'è tutto e finisco anche un percorso di formazione da riattivare per quanto riguarda anche i professionisti inseriti all'interno delle strutture, sulla base dei cambiamenti, chiaramente delle tipologie di malattie che si sono, anche delle cronicità che si sono evolute, sulla base dei fabbisogni sociali, perché non possiamo pensare di risolvere tutto con la domiciliarità, sia per cambiamenti di struttura sociale, sia per comunque patologie di cronicità che si sono inserite, quindi benissimo un investimento maggiore sulla domiciliarità anche all'interno della regione, perché comunque a livello nazionale noi siamo sotto la soglia europea e anche a livello di Veneto e quindi questo è un tema vero, ma il tema vero è il ruolo per quanto mi riguarda di servizio che dovrebbe avere un centro servizi. Non possiamo ridurre il fatto della mancanza di infermieri a dare la tripla S all'OS, quella è l'evidenza. Non l'errore di per sé, quella è l'evidenza che è mancato un percorso
prima, ok, uno comunque di attivazione di maggiori percorsi di formazione per quanto riguarda gli infermieri e di quindi confronto anche con l'università. Quest'anno la regione aveva chiesto maggiori ore ma non ha trovato spazio, allora qui c'è tutta una riattivazione di quelli che possono essere invece degli spazi da trovare su alcune università minori per riattivare un numero maggiore di ore e quindi un numero maggiore di infermieri. Ma a monte è evidente che ci sono dei percorsi formativi da fare sulla base, diciamo, di quello che sta succedendo e da rimettere con i vari operatori che sono inseriti all'interno delle strutture. E questo è un altro macro ambito che riguarda la 22 e riguarda anche il piano triennale per quanto riguarda la non autosufficienza, che tra l'altro noi andremo a rivedere nel 2022, nel senso che 2019-2021, quindi ci ritroveremo anche su questo, e su questo si inserisce quello che ho appena detto e si inserisce anche tutto invece il dibattito dei progetti sperimentali. Su questo io lancio una proposta: mi piacerebbe con gli amministratori o ex amministratori costruire, magari insieme a Claudio e al gruppo, una specie di questionario per raccogliere quelle che sono le progettualità delle strutture esistenti, perché ci sono dei modelli che già svolgono un ruolo di centro servizi in cui fanno domiciliarità, in cui fanno residenzialità e in cui fanno co-housing, e questo è solo un esempio, e anche per capire di quanti progetti sperimentali stiamo parlando e di che tipo di professionalità avremo bisogno, okay? Proprio per quello che dicevo prima. Per quanto riguarda la riforma delle IPA, poi chiudo, anche se non sarebbero molte altre cose poi, da dire, ma ci sono, diciamo, secondo me è positivo che finalmente arrivi, è positiva il riallineamento delle IDAP perché è un problema effettivo. È molto dubbioso, su questo mi pare che sia anche Anna Maria Miraglia, il fatto non solo quello che dicevo prima, ma anche che in qualche modo al direttore generale venga dato anche un ruolo di indirizzo e di controllo. La semplificazione va bene nel momento in cui garantisce comunque gli obiettivi per cui, diciamo, queste strutture sono state create e di cui abbiamo bisogno. L'indirizzo e il controllo vero dovrebbe comunque essere esercitato sempre da una parte politica che non può essere diciamo, collima con la parte tecnica. E soprattutto un altro aspetto nella riforma è di mantenere, e per questo ritorno al ruolo al modello precedente, di mantenere comunque queste strutture aderenti e strutture del territorio e per il territorio, e quindi non aziende, perché noi chiaramente l'ASPA diventa un'azienda, però comunque deve essere con un modello veramente che mantiene il ruolo pubblico come viene scritto in legge. Ad oggi con questa modifica in qualche modo quel ruolo pubblico potrebbe venire a mancare e sicuramente c'è un accentramento di controllo da parte della regione, che però non è sempre garanzia, perché quello che vi ho detto prima sul numero di professionisti e la tipologia di professionisti, che magari Francesco diceva non ne troviamo, ne è assolutamente un esempio. Quindi diciamo, gli interventi saranno da parte nostra un ritornare a riscrivere quello che insieme magari al gruppo, anche il libro bianco che aveva scritto Claudio Sinigaglia, che mi piace ricordare, 2 anni fa, per quanto riguarda questi argomenti. L'aspetto finanziario su cui assolutamente inserire, su questo mi sono dimenticata all'inizio, poi veramente chiudo. Margherita ha detto una cosa importantissima che noi diciamo troppo poco e anche nei piani di zona ribadiamo troppo poco. Allora, l'EA e l'EPS, non c'è solo l'EA. Allora, o noi come regione comunque diamo anche, ci prendiamo in carico giustamente anche questo aspetto, oppure siamo manchevoli di una parte importante di quella che dovrebbe essere l'integrazione, perché diamo un modello di integrazione virtuale, ma non gli diamo lo strumento economico e programmatorio per comunque andare a poi fare un'integrazione che sia effettiva. Quindi questo è un altro intervento che faremo da quel punto di vista. Modello legge 22 e anche PDL per quanto riguarda la riforma delle IPAB, e piano triennale per quanto riguarda anche il piano triennale e diciamo, comunque gli interventi per quanto riguarda per quanto riguarda, scuso, per tutto quello che riguarda chiaramente anche l'invecchiamento attivo, e questo ci sono tutte le progettualità che diceva inizialmente Margherita, ma anche proprio l'integrazione con i piani di zona. Quindi a me piacerebbe con i sindaci proprio per arrivare a attualizzare quello che scriviamo nelle leggi, che è una legge anche abbastanza bella di per sé,
fare un raccordo un po' più puntuale, per quello proponevo anche un questionario, io un po' una fissa sui questionari, perché si possano poi integrare queste cose e nel piano non utilizzare il piano per compensare le mancanze in qualche modo finanziarie e di programmazione, ma per dargli un'aggiunta e veramente attivare quelli che sono dei percorsi di sperimentazione di cui abbiamo assolutamente bisogno. Un'area importante è quella della disabilità, che è dei grandi anziani, degli anziani, soprattutto degli over 18, sulla quale comunque non mi soffermo perché non c'è il tempo, però bisognerebbe un po', secondo me, fare anche una serata a parte, perché ci sono una serie di mancanze proprio strutturali, di strutture alle volte, e anche di attenzione da parte della Regione su questo, che sono importanti. E per questo ribadisco e chiudo, il ruolo del medico di medicina generale fuori e dentro le strutture è fondamentale per quel progetto di vita che diceva Margherita, che secondo me dovrebbe essere proprio un quadro da quando un bambino nasce a quando una persona muore, questo l'avevo già detto un'altra volta, perché allora tu così inquadri anche il fabbisogno dei servizi e riesci a fare una programmazione vera. Senza questo è molto più difficoltoso e anche alle volte può essere anche molto più dispendioso. Grazie. È evidente poi che anche è vero quello che diceva Maria Rosa, cioè è evidente che il fondo non autosufficienza noi leggiamo anche a livello nazionale, però se il livello regionale non fa la sua parte e non riallinea almeno le normative nazionali, è un problema vero, è un problema effettivo sul quale intervenire. Cioè sulla 29 io non mi posso accontentare che mi dicano è illegittima, lo sappiamo, ma allora dobbiamo chiedere a Roma. Io chiedo a Roma, però tu fai la tua parte. Basta, scusate. Grazie Francesca anche per la passione con la quale trasmetti i contenuti, e quindi hai completato molto bene il quadro. Questa sera siamo andati un po' lunghi, complici problemi di connessione che abbiamo avuto, e abbiamo anche però allargato rispetto ai 3 relatori, abbiamo voluto dare un quadro più ampio, ne valsa la pena. Vedo che siamo ancora più di 30 collegati, quindi aprirei lo spazio a delle domande che chiedo se potete farle in modo diretto, cioè breve, in modo tale che tutti coloro che vogliano fare domande possano farlo. Quindi chi vuole parlare o attiva il microfono, alza la mano, scrive, tutte le modalità sono ben accette. Voglio fare io una domanda, gentili signori. Miraglia. Prego. Allora, brevemente, grazie di tutto, avete ampiamente discusso di quello che dovrebbe essere, che però non è. Se mi permettete una sintesi un poco amara. Interessante tutto quello che avete detto. Credo che le slide che ci ha presentato Margherita Miotto sarebbe bene le avessimo, perché questo è un vademecum che ci teniamo ognuno per conto suo, perché mi pare che lei ci abbia detto proprio le contraddizioni che ci sono anche in queste cose. Però io voglio fare solo 2 domande semplicissime. Una, ammetto che è solo, come dire, il grido di angoscia. Voi sapete che noi nelle case di riposo facciamo i concorsi, assumiamo gli infermieri e dopo 2 giorni ce li portano via e siamo senza infermieri? Allora, avevamo chiesto tramite l'URIPA alla Regione che almeno per un periodo ci permettessero di tenere il personale che assumiamo col concorso, perché se continuiamo a fare concorsi, poi questi il giorno dopo si trasferiscono all'uso all'ospedale, capisco che dietro c'è il problema economico di come vengono pagati, però sappiate che noi così come case di riposo non ce la facciamo più. Lo lascio alla vostra riflessione. La seconda cosa brevissima che voglio dire, io mi sento, ammetto, molto preoccupata perché ritengo che noi sulla riforma dell'EIPAB stiamo facendo un errore fondamentale, perché stiamo dicendo alcune cose di buono e alcune cose di non buono. No. Noi dobbiamo chiaramente fare questo ragionamento. Quella legge è dall'inizio che deve essere contestata, perché non ha niente a che fare con le norme giuridiche che stanno in capo alla storia delle IPAB. Dalla legge Crispi a tutto quello che è avvenuto dopo,
L'unica cosa che in nessuna parte del mondo in Italia è stata fatta è quello che tenta di fare la Regione Veneto, e cioè togliere l'autonomia dei consigli di amministrazione, cioè la struttura libera delle IPAB, che stanno dentro il concetto di controllo della Regione, per carità di Dio, che stanno nelle norme che la Regione di volta in volta ha fatto, ma di fatto vengono totalmente esautorate, perché dire che il consiglio di amministrazione è un consiglio solo di indirizzo, che tutto viene realizzato dal direttore, che il direttore si sceglie in un elenco e che il consiglio di amministrazione al massimo può esprimere un parere sul bilancio che fa il direttore, scusatemi, ma vi rendete conto? Questo è una follia pura. In più, io non credo che in Regione siano così stupidi di non capire che questa è una follia. Io comincio a pensare che forse dietro questo c'è un altro pensiero: rendere così assurda la situazione delle IPAB pubbliche, che noi vorremmo ottenere per le motivazioni che tutti ci siamo detti 1000 volte, perché la redditività del pubblico dovrebbe essere la qualità, non il business, come è stato detto. Non credo che non possano capire, sempre che loro non vogliano che tutte le IPAB vadano nel privato e che, come loro hanno sempre desiderato, tutti i servizi siano privati, siano non più pubblici e controllati e regolati dal pubblico. Allora io ho la sensazione che noi su questo punto non siamo così duri e così preoccupati come sono preoccupata io, perché se uno va a leggersi la storia delle IPAB rimane sconvolto, quello che hanno fatto in tutte le regioni italiane, ma quello che la stessa Regione Veneto non ha mai fatto nelle bozze di riforma. Mai era stato fatto questo scempio dell'autonomia, dell'identità e del riferimento storico a quello che sono le IPAB. L'azienda di servizi alla persona non può essere questa roba che loro ci propongono. Allora io vorrei sapere se questa è solo una preoccupazione mia personale, che ho sempre fatto in diverse occasioni, ho fatto la presidente di consigli di amministrazione dell'IPA, se sono io fuori fase o se in qualche modo noi quasi quasi ci adeguiamo a questo, e vorrei capire cosa c'è dietro. Forse i consiglieri regionali potrebbero capire cosa c'è dietro, che volontà c'è, perché non può essere nato così. È la prima volta che nella storia della vicenda della nuova legge sulle IPA viene fuori questo mostro giuridico. Grazie, chiedo scusa. Allora, grazie mille, hai lanciato diversi spunti, raccoglierei altre domande in modo tale che poi facciamo un unico giro di risposte, vista l'ora tarda. Allora, Maria Rosa, poi magari rispondi, vedo che hai scritto, magari poi prendi la parola nel giro finale. Altri che hanno domande o considerazioni? Ok. L'ora è tarda, quindi io vi direi di dare, insomma, chi dei relatori ritiene di rispondere agli spunti di Anna Maria, però non solo, e anche un po' agli interventi gli uni degli altri che hanno completato, integrato, quindi prego, non so se adesso senza rifare il giro tutti e cinque prendete la parola chi lo desidera, mi pare Maria Rosa Pavanello. Sulla riforma delle IPAB, e ci tenevo a dire al Presidente Miraglia che come Consiglio delle Autonomie Locali, proprio quello che era in carica, che adesso si è appena rinnovato, ma noi è stato una delle ultime sedute, avevamo espresso delle fortissime perplessità su tutta la parte appunto di come veniva snaturata la storia del ruolo dei comuni, sia sulle nomine, sia soprattutto su questo ruolo pesantissimo che veniva dato al direttore e su questa pesantissima anche ingerenza della regione. Cioè noi abbiamo fatto tutti in forma collettiva
un'osservazione e ci è stato detto che c'è una proposta completamente rivista della riforma delle IPAB, però poi non si è più trattato l'argomento, dovevamo fare una seduta specifica e non c'è stata. Adesso si è ricostituito il CAL, vedremo se avremo la possibilità di dire qualcosa, ma su questo credo che possiamo dire come comuni qualcosa. Però devo anche dirvi una sensazione che io ho avuto in questo ultimo biennio, quando appunto si facevano i confronti sulla legge di riforma, che l'assessore Lanzarin abbia la convinzione personale che molti comuni in alcuni territori in realtà non sostengano le IPAB del proprio territorio e quindi ha delle grosse perplessità sulle capacità dei comuni di essere di supporto e quindi anche di rispettare in qualche modo la storia, il valore e il legame con le comunità, perché ritengono che lei ritiene, e me lo ha detto e l'ha detto anche in qualche convegno, gliel'ho sentito dire, che i comuni che hanno le IPAB o comunque una buona parte non le sostengono, non le seguono, non le conoscono e anche che le nomine che fanno spessissimo si rivelano inadeguate e non sono in grado di gestire una struttura così complessa, che è diventata ancora più complessa, diciamo, in questo ultimo anno e mezzo, perché quello che è successo nelle IPAB con il Covid, una parte comunque della sanità regionale, della dirigenza regionale, ritiene che siano anche responsabilità delle IPAB e di come erano gestite, perché io l'ho sentito dire spesso all'interno della mia conferenza dei sindaci dell'ASL 3, che c'è di fondo anche questa idea, che sappiamo che è molto parzialmente vera, perché all'inizio l'ASL è intervenuta non in maniera così importante a sostegno delle IPAB e poi c'è tutto il tema appunto che il contratto del personale delle IPAB è un contratto enti locali per cui si fanno i concorsi, si fa tutto quel lavoro che diceva e nel giro di pochissimi giorni ovviamente passano dove vengono pagati di più per fare lo stesso lavoro, ma è questa una delle cose sulla quale bisogna intervenire subito. Però non penso basti la normativa regionale questo, anche perché le IPAB diciamo che sono un po' una caratteristica del Veneto e del Friuli. In altre zone d'Italia ce ne sono pochissime, per cui servirebbe anche un'attenzione nazionale su questo organismo e su come sono fatti per correggere subito questa stortura, perché altrimenti non ci sarà più personale e già ce n'è poco. Figuriamoci a fronte di questa situazione in cui gli infermieri e i medici sono super ricercati e quindi di sicuro vengono portati via in primis dalle IPAB e anche dalla sanità pubblica, dico io, perché moltissimi stanno scegliendo di andare nella sanità privata. Ma questo è un altro tema, un'altra serata. Grazie. Claudio, posso? Ah, vai. No. Luana, volevi dire qualcosa? Devo chiedere al sindaco Bisato. Spegni il video, Luana, è la connessione che va male. Basta, ormai. Prova a spegnere solo il video, così ti sentiamo. No, adesso va bene. Mi vedete adesso? Sì, però ti chiedevamo di spegnere il video così si sentiva bene la voce. Ah, sì, spengo subito. Ecco. Nel caso che il comune abbia dato delega alla USL e quindi la compartecipazione spetta, cioè cede la quota capitaria. Quando il cittadino chiede l'integrazione della retta, a chi la deve chiedere? Cioè la domanda va fatta direttamente alla USL a questo punto, perché volevo chiedere, ecco, questa è la mia domanda. Grazie Luana. Ok, allora Alessandro, poi Margherita la lascerei per ultima, se siete d'accordo, che chiude un po' con le ultime considerazioni. Vi chiedo di essere brevi questi ultimi interventi perché l'ora è davvero tarda. Sì, no, probabilmente io nella foga di mettere
ragionamenti in campo, mi sono spiegato male su questo. È chiaro che, allora, innanzitutto non so se la domanda sia relativa a disabilità o anziani, che in quota parte sono assimilabili, in altre no, come abbiamo capito prima, perché, come ha giustamente detto Margherita Miotto, un ragazzo inserito in un CEOD, centro educativo occupazionale diurno, la quota sanitaria naturalmente è sanitaria, come da tutte le altre parti, la quota sociale, sociosanitaria, arriva dal fondo generato dalle quote che mettono i comuni ogni anno. Quindi il cittadino non deve, la famiglia non deve aggiungere nulla. Se c'è, e quindi riguarda le comunità alloggio disabili, le RSA, per star stretti e per capirci, in quel caso, se c'è l'integrazione che va oltre, esempio più semplice, l'RSA, la quota alberghiera è di 50 euro, 6 euro giorno, di solito cosa succede? L'assistito ha la propria pensione, l'invalidità, se questo non basta, e se non ci sono, sulla base del regolamento comunale, di tutte le sentenze che abbiamo capito, quindi adesso qua non ridivento tecnico, a quel punto la famiglia va ai servizi sociali e chiede l'integrazione, e i servizi sociali, sulla base del regolamento comunale, avranno una soglia ISEE e chiederanno quindi di portare tutta una serie di documenti, e poi, se del caso, integrano. Spero di essere stato chiaro e di non aver fatto confusione prima, a dire il vero. Ecco. Grazie Ale. Va bene. Francesca, avevi preso la parola? Un secondo per Anna Maria, che ringrazio, perché in qualche modo io probabilmente mi sono anche spiegata male. Il riferimento al CDA al direttore era proprio per quello che ha detto lei, e quindi non ripeto. Aggiungo una cosa però ai dubbi che aveva Anna Maria, e per la quale secondo me c'è una volontà, per quanto possono rivedere alcuni aspetti, e li stanno rivedendo, della PDL, che è una volontà, l'avevano già dimostrato con le nomine dei revisori, di comunque riportare un controllo centrale all'interno della regione, giustificato da questa sfiducia che Maria Rosa ha detto, che secondo me poi bisogna entrare caso per caso. Onestamente ci sono casi in cui può anche aver ragione, ma altri assolutamente questa ragione non ce l'ha, e anzi dovrebbero, ripeto, ritornare a vedere bene come sono i controlli loro. Perché c'è la volontà di andare verso comunque anche una privatizzazione, altrimenti non inserisci in legge il fatto che si può ricorrere a dei moduli organizzativi di esternalizzazione per ottimizzare i parametri di qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni. Questo è scritto nella relazione della legge, viene riportato nell'articolato, quindi inserita comunque la possibilità di esternalizzare. Questa è tra l'altro una delle critiche che sta facendo anche il sindacato insieme a quella del CDA per le motivazioni dette da Anna Maria. Quindi attenzione, che comunque c'è una visione, un'impostazione politica. Non è che non ci sia, ed è evidente, su questa ragione Anna Maria, che noi dobbiamo dare un'impostazione, una visione politica per quanto mi riguarda, in parte con le cose che ho detto prima, completamente opposta rispetto a questa, se vogliamo mantenere quella che è un indirizzo. Dopodiché ritorneremo magari a sollecitare sulla richiesta di Lurico alla regione, hai ragione, però è evidente che tutto marcia anche in quello che ha detto Maria Rosa anche a livello nazionale, ma soprattutto sulla presa in carico di una riforma vera da parte della regione stessa. Adesso lascio Margherita e mi scuso, grazie. Grazie. Margherita, sì, per l'onore di concludere. Grazie, ma insomma, no, velocemente proprio. Ha ragione Anna Maria quando dice abbiamo una criticità forte sugli infermieri. Noi come gruppo strategico regionale sul sociosanitario abbiamo fatto una proposta che è stata poi veicolata dai nostri consiglieri, da Anna Maria Bigon, Francesca, eccetera, e che d'intesa con il sindacato, perché avevamo fatto un incontro apposito su questo punto, che sostanzialmente si concretizza in questo.
Gli infermieri giustamente partecipano ai concorsi perché si sono liberati tanti posti nelle aziende sanitarie. È inutile, come ha fatto l'assessore, mettere un tetto di 500 posti quando ci sono 3.000 domande. Si lede peraltro un diritto, quindi è anche sbagliato una misura di questo, è anche sbagliata una misura di questo genere. La Regione espleta tutte le procedure concorsuali, dopodiché se l'infermiere che viene assunto nell'azienda sanitaria proviene da una RSA e l'RSA rischia, perché non trova dei sostituti sul mercato, rischia di perdere le caratteristiche per essere accreditata, l'azienda USL fa un comando, così il dipendente non perde lo status giuridico che ha conseguito attraverso il concorso. Il trattamento economico, che è correlato ovviamente al posto che ricopre, deve essere garantito, però allo stesso tempo l'azienda USL fa un comando presso la RSA per, naturalmente bisognerebbe limitarlo alle strutture pubbliche, perché non è possibile trasferirle ai privati, anche se questa operazione maldestra è stata fatta nella USL numero 3 con alcuni medici che sono stati trasferiti, prestati ai privati affinché mantengano le caratteristiche per l'accreditamento che hanno con il pubblico. Un'operazione che è assai discutibile. Mentre in Veneto, sull'RSA, questa operazione di mobilità dal pubblico al pubblico è perfettamente legittima. Margherita, ma scusa, non è neanche questo. Addirittura i concorsi che facciamo noi accettano che si spostino gli infermieri, hai capito? Sui concorsi... Questo è un ragionamento, Anna Maria, che cioè è oggetto di una vertenza che il sindacato ha aperto giustamente con la giunta regionale, ed è una vertenza sulla quale noi, che almeno come gruppo, quando ci siamo confrontati ancora 3-4 mesi fa su questo punto, avevamo dato anche il nostro sostegno, perché è una tesi questa, che sostiene anche il sindacato, che secondo me è risolutiva del problema. Ecco, fin tanto che il numero degli infermieri è così limitato. Finisco sulla questione delle IPAB senza affrontare il tema, perché avrei molte cose da dire su questo bruttissimo progetto di legge che di fatto trasforma le IPAB in mini aziende sanitarie, come modello organizzativo, affidate a un manager, tutto qua. Quindi non serve più il consiglio d'amministrazione, secondo questa impostazione. E noi, dopo le audizioni che abbiamo fatto, adesso dobbiamo fare un documento, e quindi la nostra posizione politica come PD sarà parte di un documento che poi sarà utilizzato ovviamente da chi ha voglia di poterlo divulgare e di farne battaglia politica. Però è evidente che noi abbiamo atteso 20 anni, per questo siamo gli ultimi che hanno le IPAB in Italia, perché c'è già una sentenza della Corte che ha detto che le IPAB... Cioè abbiamo alle spalle una storia di sentenze della Corte che hanno già fatto piazza pulita di tutto questo modello organizzativo, purtroppo. E i ritardi accumulati invece ci consegnano una situazione che ormai è fortemente compromessa per tutta una serie di ragioni che è inutile adesso qui ripercorrere. Ma le responsabilità politiche sono chiarissime, insomma, stanno tutte in capo a chi ha governato la regione in tutti questi anni. Ecco. Quindi anche su questo ci sarà una bella battaglia politica. Su tutto il resto io traggo solo questa conclusione semplicissima. Noi
in controluce, parlando di disabilità e non autosufficienza in Veneto stasera, abbiamo un elemento in più per dire che se si vuole demolire il modello integrato sociosanitario, basta che continuiamo su questa strada. La giunta regionale lo sta demolendo nei fatti il modello sociosanitario, con tutte le scelte che sono state compiute in questi due ambiti. Se poi parliamo di salute mentale e di minori, come abbiamo fatto nelle sere precedenti, non facciamo altro che ripetere lo stesso schema, insomma, lo stesso schema. È ora di finirla, di richiamare ad ogni piè sospinto la eccellenza del Veneto, che ha un modello invidiabile. Se questo modello rimane scritto negli annali di storia, ecco, mentre nel quotidiano viene contraddetto, indebolito e di fatto delegittimato. Quindi la responsabilità politica che si sono assunti, soprattutto in questi ultimi anni, è gravissima, gravissima, e va tutta nella direzione dell'indebolimento delle funzioni pubbliche, non solo delle gestioni, ma è la funzione pubblica che è stata demolita. Fra questa, per esempio, c'è l'importante funzione della programmazione, no? Che è quella per eccellenza la funzione pubblica. E quindi ne possiamo dedurre, ecco, che la battaglia politica deve essere condotta con grande vigore e con grande determinazione. Ho finito. Grazie. Grazie ai nostri relatori, grazie a voi che siete rimasti numerosi fino a quasi mezzanotte. Ci vediamo mercoledì prossimo, parleremo delle sinergie tra comuni e possibili sinergie tra comuni e medici in medicina generale. In parte Francesco ci ha dato già un assaggio questa sera e completerà, perché sarà uno dei relatori con Cristiano Samueli e Anna Maria Bigon. E quindi passate parola, per mercoledì prossimo saremo, spero, senza i problemi tecnici di questa sera, e cominceremo puntuali. Va bene, grazie ancora a tutti quanti. Buonanotte. Ciao, ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte.